tempo trovo un valido motivo per cercare di capire un po' di più la gente, dare una qualche spiegazione su me stesso a ogni domanda ricorrente. Rileggerò i libri che non ho capito, le poesie che ho mal interpretato, e a fronte di chissà quale risultato sentirmi un po' più colto con un amico. Forse ora sento, ora che ho tempo, anch'io ho il bisogno della compagnia di un brutto cane ossessionato alla follia da ogni mio gesto. Non ho più voglia però di innamorarmi, e se avrò tempo giuro lo userò per liberarmi del tuo ricordo. Ora che ho tempo, ora che ho tempo, ora che ho tempo, forse ora sento, ora che ho tempo, anch'io ho il bisogno della compagnia di un brutto cane ossessionato alla follia d'ogni mio gesto. Non ho più voglia però di innamorarmi, e se avrò tempo giuro lo userò per liberarmi del tuo ricordo. Ora che ho tempo, ora che ho tempo, ora che ho tempo. Buongiorno, buongiorno, grazie, è una mattinata bellissima per Mirella, perché intanto devo ringraziare quelle persone che ieri alla fiera di Godega Sant'Urbano mi fermavano: Rete Veneta, Mirella, Rete Veneta, e continua, perciò fa molto piacere, li ringrazio tutti, in particolare una mamma, una nonna, Roberta da Cimetta di Codognè, che il figlio mi ha detto: guarda che mia mamma ti guarda tutti i giorni come tante, Mirella salutala. E allora Roberta, ciao, ringrazio Roberta da Cimetta di Codognè, il figlio, ma tutte quelle persone che grazie anche a questa grande famiglia che ho creato riconoscono, e soprattutto Rete Veneta, ecco, questa rete bellissima, meravigliosa, che fa compagnia, come facciamo vedere nello spot, che aiuta a passare la giornata anche a queste persone che magari si sentirebbero un po' più sole. Ecco, questa trasmissione serve anche a questo, perché voi siete la grande famiglia di Rete Veneta. Detto questo, ancora grazie a tutti voi. Domani vi farò vedere queste bellissime immagini e questi video che abbiamo girato, perché meritano veramente, perché Dio ti salvi, Perin ha fatto una cosa incredibile. Vedrete cosa ha portato, che locomotive, ancora quando andavano a legna, ecco, le ha fatte anche funzionare, cosa bellissima. Numero uno, era la cosa più bella a mio avviso di questa mostra enorme, grandissima di Godega Sant'Urbano. Però vi presento subito gli ospiti. Abbiamo in presenza Emanuele Munari, sindaco di Gaglio Vicenza, un sindaco veramente amico, un sindaco che è sul pezzo, che cerca di aiutarlo. Sapete che io invito quelli che veramente se lo meritano, e sono tanti, perché i sindaci che vengono qua sono tantissimi, perché sono quelli che veramente cercano di dare delle risposte. È l'unica persona al quale questo cittadino può rivolgersi ancora, per fortuna. E niente, iniziamo proprio da Emanuele Munari. Allora, com'è la situazione? No, aspetti, perché abbiamo un'altra carissima amica, Alessandra Fagion, mamma di Giada, affetta da questa malattia rara. Ciao Alessandra, come state? Bene, bene, grazie. Le bimbe? Bene.
E bimbe bene, sempre. Bimbe, signorine ormai, perché scommetto che Giada se dico bimba si arrabbia, ormai è una signorina anche lei. Quanti anni ha Giada? Raccontaci un po', perché un pezzo il sindaco capirà, perché do subito la parola a questa mamma meravigliosa. Siamo cavalieri, lasciamo la parola a lei. Sì, anche perché il sindaco sentirà cosa racconterà questa mamma. Vai Alessandra, raccontaci un po', perché è tanto tempo che non ci sentiamo. Sì. Allora, Giada adesso ha 9 anni. A ottobre ne fa 10, è nata nel 2014 con una malattia rara, nevo congenito melanocitico gigante. Diciamo è stato un percorso abbastanza impegnativo perché essendo una malattia rara era poco conosciuta e quindi i primi anni ci siamo affidati al Bambin Gesù a Roma. E dopo abbiamo conosciuto l'Istituto Malattie Rare Mauro Baschirotto di Longare, e grazie a loro siamo riusciti a far partire la ricerca su questa malattia, che fino ad ora ancora non era stata fatta non c'era nessuna informazione, soprattutto da cosa è causata e cosa può provocare. Giada in questi 9 anni ha già fatto 15 interventi, ne facciamo 1-2 all'anno. Attualmente, negli ultimi anni, siamo riusciti a farli a Vicenza, all'ospedale San Bortolo. Speriamo di poter continuare con questo percorso qua a Vicenza, perché abbiamo un po' questo dubbio se si riesce a continuare o no a Vicenza. Guardala, guardatela la nostra Giada, guardatela, un'energia, una forza veramente. Io la nomino spesso, sai Alessandra, vi nomino spesso perché voi siete entrati nel cuore di questa grande famiglia, come dicevo prima, di Rete Veneta, di Sveglia Veneti, ma di tutta Media Nord-Est, penso, proprio per guardate da sola cosa riesce a fare. Guarda, il sindaco si sta commuovendo guardando la piccola Giada, questa bambina, eccola qua. Ti ringrazio di questo video che ci hai mandato. Allora Alessandra, io ti farò poi sentire e vedere un piccolo spezzone che abbiamo proprio recuperato per te questa mattina, che è stata nostra ospite sabato. Non ti dico niente, voglio solo che tu ascolti cosa dice questa donna. Io vi ho nominato Giada, ho nominato questa famiglia meravigliosa che siete voi, e sentire cosa dirà, penso ti farà molto bene. Ecco, cosa dice questa donna. Te lo faccio sentire fra poco. Grazie Alessandra. Allora sindaco, ecco, voi siete in prima linea, queste famiglie veramente quando hanno bisogno siete l'unica realtà, perché la provincia non si sa neppure se ci sarà, che fine farà. La regione non ne parliamo, lontano, il governo non ne parliamo, anche i nostri parlamentari. Non so se ne ho qua qualcuno qualche volta veramente sono impegnati. Diciamo sono un po' più distanti. Sono distanti. Dopo magari che dico, guarda che te si casa, stammi con Tarbai, perché so che te si casa lunedì, comunque questa è la verità. Allora sindaco, com'è la situazione? Allora, la situazione intanto, ecco, saluto anch'io la mamma di Giada, Alessandra, che tra l'altro è vicentina da quello che ho capito, giusto? È vicentina, quindi di Schio, quindi mi fa piacere che al San Bortolo, in qualche modo, l'ospedale di San Bortolo possa essere utile appunto ad Alessandra e alla piccola Giada, che è bellissima e che nonostante tutto si dà da fare, ha sempre il sorriso in bocca. Questo è molto importante perché se Giada è forte con la testa, ce la farà sicuramente Alessandra. Io poi tra l'altro sono un po' appassionato di quelle trasmissioni dove appunto ci fanno vedere quelle malattie rare, ci fanno vedere le persone come nascono, a volte in maniera disagiata. E tra l'altro Baschirotto io lo conosco personalmente perché anche sull'altopiano, esattamente a Stoccareddo di Gaglio, che è una frazione appunto di Gaglio, dove tutti sono conosciuti come la famiglia dei Baù, lì hanno fatto grazie a Baschirotto degli studi proprio per capire il DNA e la genetica di una contraria di una popolazione seppur limitata a 250-300 persone, ma che magari hanno delle particolarità, e Baschirotto appunto è una persona molto impegnata sulle malattie rare, quindi onore, e sono contento che Alessandra si sia rivolta all'amico Baschirotto. Grazie sindaco Munari. Allora abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Innanzitutto saluto Giada, va bene. Cara Giada, se bastasse per farti star bene. Ciao Mirella. Basta televisione. Sì che te chiami tutte le mattine, no, scusa che ascoltavo Giada,
Ah, vabbè. Cara Giada, se potesse abbastanza, ti daria le gambe mie perché ti stai pentì, perché insomma è una roba che comincio a male la mattina perché ti starò male tutta la giornata perché mi sono emozionato veramente tanto. E comunque volevo dire, signora, che la battaglia che passai è un vostro diritto, nessuno vede niente. Io Stato guarda a risolvere il vostro problema, non è un favore che vi fa, è un diritto umano che avete, perché come se può, non stiamo neanche a parlare, se no mi cerca di piangere tutto il giorno. E dopo vi voglio forza che non vi manca e vi auguro tanto, ma tanto, che trovi miglioramenti col suo tempo, ma che possa vivere una vita tranquilla e lunga. Non so cosa dire di più perché va bene. E dopo uno dice con le fotografie, mica ero puteo, nel 48 andavo al Lido e chiappavo le motonave, e la motonave già era a carbone, perché c'era tanti putei allora, no? Ed eravamo tutti davanti, perché solo quando entravamo, che era la caldaia sotto. E ora incontro il baruffa, perché c'era sta 100 putei che guardavano sti uomini. E vado a vedere qualche fotografia anche, perché era una bellezza. E andavamo a Santa Maria del Mar, in Colonia, va bene? Insomma, da putei, no? Ma era come andare in America, perché andavamo a... Sì, ma non sta a fare un libro adesso dell'America, dai Rinaldo. No, te dico, mi pareva un'analisi dove. Che belle esperienze, Mirella, e dopo, guarda, ne altre persone anziane. Siamo un serbatoio di storie, di quello che potremmo insegnare ai figli, ai putei, ai suoi giovani, divertire che la vita è bella, anche se passai qualche stupidava, tirare su, perché è bello se vive, non combattere, baruffe, arrivare dove che ti... Quando che ti dà il cuore tranquillo, che ti sei tranquillo con te stesso e che ti devo dire ai tuoi genitori basta, ti va dappertutto. Dopo con la buona volontà lavorando e un fiato di fortuna ti può anche da fare i soldi, ti può arrivare dove che ti vuoi. L'importante è che nella vita sei un rubinetto aperto stamattina, una fontana a tempo pieno. Grazie Rinaldo, grazie veramente, ciao, no, fa anche piacere. Saluto ancora. Bravo. E la signora, ciao Mirella. Ciao caro Rinaldo, è proprio un fiume in piena Rinaldo al mattino, veramente fa anche emozionare queste persone veramente che cercano anche da casa di confortare queste persone. Allora com'è la situazione? Qua piove, montagna nevica, sindaco, tanta neve, cosa ci racconta? Sì, questa mattina sono partito con la neve, da Gaglio proprio, anzi io volevo anche lanciare ad Alessandra un'idea, se a Giada piace la neve, visto che finalmente è scesa copiosa non tanto a Gaglio Alessandra ma alle Melette a Campomuro, ce n'è anche un metro e mezzo, anche due, se Giada ha voglia di calpestare la neve di Gaglio io sono a tua disposizione, chiamami pure e quindi se la Giada vuole fare un salto a Gaglio approfittiamo di questa cosa Alessandra, venite su, io vi aspetto la piccola Giada sulla neve di Gaglio. Perché e anche la sorella, perché c'è anche la sorella. Anche la sorella, sì. Perché Alessandra la neve di Gaglio è la neve più bianca, quindi si adatta ed è giusta proprio per Giada. Che bella sta roba, no, dicevo, siamo partiti da Gaglio questa mattina che nevicava, non tantissimo ma nevicava e purtroppo ieri il maltempo ha creato il primo danno serio anche a Gaglio perché sabato notte alle 4 è crollato un pezzo di muro di cinta della nostra chiesa che è il baluardo della prima guerra mondiale, è il nostro simbolo, che fu l'unica cosa che rimase in piedi, fatalità, sotto il bombardamento austriaco e italiano dopo, e quindi adesso dobbiamo un po' rimboccarci le maniche anche noi perché il maltempo di solito fa danni più in pianura con l'acqua che appunto dall'altopiano scende, ma a Gaglio purtroppo siamo stati colpiti l'altra notte appunto da questo smottamento che ha riguardato la chiesa, proprio il nostro simbolo del paese che si erige nel centro della piazza, quindi un po' un weekend un po' malinconico se vogliamo dire, ecco. Però insomma stiamo già lavorando, oggi avremo di nuovo i geologi su in chiesa per capire e valutare. La chiesa è a posto, il campanile è a posto, però tutto il muro di cinta
penso sarà da rifare tutto a questo punto, dopo 100 anni. Allora, adesso lo so che è anche una domanda scomoda, ma lei mi conosce, se no non sarei più Mirella, però gliela devo fare. Allora, io penso sono stata le prima a partire per capire questa pista da bob se doveva essere fatta o non essere fatta, però non è che io possa sapere. Mi confronto con le persone che hanno studiato e che sanno, perciò urbanisti soprattutto, ecco, ricercatori, e dalle persone competenti, non quelle competenti politicamente, perché sennò deviamo da un'altra parte, hanno detto che non è in sé la pista da bob che si dice no alla pista da bob, è che là su quel posto c'è una fragilità incredibile. Allora io mi domando, siccome a detta degli esperti dicono non c'è stata pianificazione, nel senso che la professoressa, una delle migliori urbaniste che abbiamo a livello nazionale e europeo, la professoressa Mazzoleni, ha detto non è che noi diciamo no a Cortina, è che su quel posto là c'è una fragilità che non c'è ad esempio in Piemonte. Noi dobbiamo vedere dove e come si costruisce. Certo. Perciò se questi esperti dicono che questa cosa non va fatta perché c'è un punto di domanda, anche se le valutazioni sembrano favorevoli, io direi, sindaco, che la politica, lei fa parte anche del centrodestra, ma parlo della politica in generale, dovrebbe prima di decidere, prima pianificare e poi sentire gli esperti. Se gli esperti dicono che questa cosa non va fatta là perché abbiamo questo problema e le frane poi vedete anche in questi giorni fanno veramente paura perché all'improvviso non è che ti dice toc toc guarda che sto... Certo. Ecco, cosa ne pensa sindaco? Questa è una bella domanda fatta tra l'altro a un sindaco di montagna che ovviamente ha a livello similare il problema con i vecchi trampolini di salto con gli sci, dove Gaglio era una stazione rinomata ed era la fucina di questo tipo di sport. Noi partiamo da un elemento diciamo proprio urbanistico, perché è importantissimo, è l'aspetto idrogeologico. Oggi tanto se ne parla, ma poco secondo me si va dietro a queste normative idrogeologiche. Tant'è vero che le paghiamo con allagamenti di interi quartieri, perché sono stati costruiti magari con poca attenzione urbanistica, e magari fregandosene dell'aspetto idrogeologico, perché la natura quando arriva in 2 minuti ti spazza via. Noi l'abbiamo visto anche con Vaia. Mai successo Vaia nel Veneto, in altopiano, e ha colpito la regione e i comuni appunto interessati così come bandiera al vento. Quindi se noi non ci mettiamo in testa di mettere in primis l'aspetto idrogeologico e quindi la fragilità del nostro terreno, del nostro Veneto, della nostra Italia, perché abbiamo segnali, abbiamo appunto le faglie del terremoto, cioè noi abbiamo un certo status quo a livello territorio italiano e anche veneto. Se noi non mettiamo davanti quella roba lì non capiremo mai e rischiamo magari come qui di buttare via, lo posso anche dire, 80-100 milioni di euro, non lo so, per fare una pista di bob quando magari in Piemonte c'è già. Io capisco che le Olimpiadi in Milano, Cortina, poi alla fine vediamo che tutto sommato a Cortina ci sarà ben poco. Quindi io posso capire la volontà politica, no, di portare il lustro attraverso, se sarà così non lo so, portare il lustro a Cortina, però se vediamo quello che è successo nel 2006, se non erro, in Piemonte, fra Pragelato e quant'altro, quella zona lì oggi sono delle cattedrali nel deserto, cioè passate le Olimpiadi è morto tutto, non c'è stato un rilancio economico, non c'è stato un rilancio turistico, non c'è stato un ritorno socio-economico che ci si aspettava. Mi auguro che Cortina, che magari pagherà un po' dazio a livello urbanistico e a livello ambientale, poi non debba pagare dazio con ulteriori magari, perché no, smotamenti o frane o comunque un qualcosa che possa mettere a repentaglio soldi pubblici investiti per fare quella pista di bob e magari poi con una piccola frana o con uno smotamento viene giù tutto. Ecco, questo è da valutare sinceramente, però io ripeto, non sono nessuno per... Possiamo fare anche le nostre riflessioni, io no? faccio le mie Mica riflessioni. che noi abbiamo la sicurezza, certo, e la verità in tasca, però siccome sono soldi anche pubblici, certo, e visto come è preso il per paese quello, e abbiamo una testimonianza, una di tante famiglie che ho questa mattina, i problemi che ci sono che dovrebbero essere risolti, ma anche l'infrastruttura
infrastrutture, basta uscire di casa e vedere come siamo messi. Ecco, forse stiamo pensando più ai VIP, scusi Sindaco se glielo dico, che alle persone, questi VIP che vogliono arrivare a 3.000 metri, poi si lamentano se l'Aquila porta via il panino in terrazza, allora bisogna uccidere tutte le acque, bisogna uccidere tutto perché dà fastidio queste case panoramiche, queste stanze panoramiche. Sindaco, spero che lei non dia il consenso perché adesso ci mancano anche le stanze panoramiche. Da noi, grazie a Dio, la zona alta dell'altopiano è zona protezione speciale, quindi lì si fa fatica anche a muovere qualcosa nelle maghe. Io pagherei qualcosa per vedere un'aquila che arriva da me, mi prende il panino e vola via. Magari io pagherei io per vederla, magari. Bravo Sindaco. Allora andiamo a vedere invece anche questo Sindaco, Vandali della neve a Gaglio. Andiamo a vedere questo servizio. È beccato tutto giusto. Arriva la neve in altopiano e arrivano pure i vandali della neve. Neanche il tempo di tirare a lucido le piste per lo sci da fondo nel comprensorio di 7 comuni, che già qualcuno ha ben pensato di dare vita a una serie di scorribande sulle aree destinate agli sport invernali. È accaduto qualche sera fa ad Asiago e anche a Gaglio, dove un gruppo di giovani armati di fuoristrada è arrivato a Campomulo per una sarabanda sulla neve. I mezzi hanno devastato il fondo, ma le immagini della scorribanda sono finite sui social e hanno fornito informazioni fondamentali. A fronte dell'ennesima segnalazione di questi mezzi fuoristrada in chiaro assetto da fuoristrada, pervenutaci per presunti o tali danni recati all'inizio delle piste di fondo, grazie a Dio siamo riusciti ad intercettare un 5-6 fuoristrada in chiaro assetto appunto di questo tipo, e i carabinieri hanno già effettuato i rilievi delle targhe e dei mezzi. Le forze dell'ordine sono già state avvisate e hanno tutto il materiale per risalire ai proprietari dei veicoli. Multe in arrivo, quindi, e forse non solo quelle. Ma a ferire l'altopiano è soprattutto il poco rispetto per il lavoro degli altri, per una risorsa fondamentale per il territorio. Speriamo che questa volta questi signori possano, nel limite del divertimento, non danneggiare il lavoro degli altri, perché divertirsi sulla neve è consentito ovviamente, ma non è assolutamente consentito rovinare con questi mezzi il lavoro degli altri, il lavoro di chi magari si cimenta di notte per preparare le piste, preparare un comprensorio per poi far sì che i turisti e i cittadini possano usufruirne come servizio e come elemento di sport. Tolleranza zero, lo conferma anche Munari. Tolleranza zero per chi viene e arriva a Campomulo con mezzi atti a rovinare il lavoro degli altri. Sì. Allora, Sindaco, faccio vedere questo perché? Per far capire che l'imbecille c'è dappertutto, non c'è niente, ma ne basta uno, non è che ne servono tantissimo, ma soprattutto questa certezza della pena che non c'è tanto, poi figli di papà, pagherà il papà, qual è il problema? Sì, vabbè, farà la solita romanzina. Ecco, quando lei si confronta con queste persone, con questi ragazzi, con questi genitori, cosa si trova davanti, Sindaco? Sì, innanzitutto sono anch'io genitore di Tommaso che ha 17 anni e io sono sempre molto critico e cerco sempre di essere un po' duro, perché so che poi nei meandri della giungla selvaggia di questa società, di questi giovani, alcuni sono bravi ma altri purtroppo vogliono divertirsi in maniera diversa. Questa è un po', non dico una sfida, comunque è una questione che vediamo ormai da qualche anno. E chiaramente noi abbiamo individuato questi ragazzi, il fatto è che loro sono consapevoli che tutto sommato con 200-250 euro di sanzione amministrativa se la cavano, e quindi tutto sommato qualcuno decide anche di correre il rischio per una sanzione che tutto sommato tocca le tasche, ma fino a un certo punto o relativamente. Io tra l'altro proprio qualche giorno fa ho lanciato un appello a questi ragazzi, ho detto: cari ragazzi, anziché aprire una sfida continua con le forze dell'ordine, con le istituzioni, volete divertirvi su un tratto di strada? Siccome già in passato, prima dei rally che passavano per Gaglio, si decideva di chiudere la strada per un'ora per permettere appunto ai futuri gareggianti di provare quella strada, provare le curve, lo possiamo anche fare tranquillamente, condividiamo insieme quello che sono le vostre aspettative, almeno lo facciamo in sicurezza, così loro non sono clandestini, non si ammazzano volontariamente.
su quella strada, che è una strada pubblica dove possono passano anche altre macchine, perché c'è Campomulo, ci sono le Camere di Campomulo, c'è Campomuletto, ci sono le Melette, ho lanciato quell'idea di dire: ci troviamo, condividiamo, volete divertirvi mezz'ora, chiudiamo quella strada, quel tratto di strada lo chiudiamo, lo mettiamo un po' in sicurezza in maniera tale da limitare i danni per tutti. Incontro di così, io l'ho lanciato proprio qualche giorno fa sul giornale di Vicenza e spero di poter appunto parlare con questi ragazzi, perché poi loro fanno le loro bravate, si mettono su TikTok, su YouTube e sbagliano a mio avviso, perché quelle cose lì se le devi fare o le vuoi fare come bravate, allora ti assumi la responsabilità. Ma questi genitori cosa dicono? Ma io dubito se i genitori poi realmente vedono o non vedono. Allora, anch'io da giovane in qualche parcheggio facevi la sgommata, però era un parcheggio, eri da solo e non erano problemi. Correre a 120 all'ora o di più su una strada comunale con la neve, diciamo, diventa un azzardo. Ecco, allora io dico: volete correre a 120 all'ora? Me lo dite, chiudiamo quella strada, e poi ognuno si assume la responsabilità, voglio dire, almeno così sappiamo che nessun altro all'infuori di questi ragazzi che vogliono divertirsi su quella strada, nessun altro possa passare in quel momento, perché poi il rischio di collisione, di incidente è alto, ma loro stessi andare fuori strada è un attimo, poi sulla strada di montagna spesso ci sono dei massi affioranti sui bordi, ci sono le cataste di legno magari, quindi uscire e andare a sbattere addosso una catasta di legno o addosso un masso affiorante, io non lo auguro a nessuno sinceramente. Ecco. Abbiamo Leone da Tre Basiliche. Ciao Leone. Il tuo ospite. Ciao. Allora, adesso abbiamo visto questi vandali, no? Ma si insegna l'educazione civica a scuola? Questo è il problema. Perché se non si insegna l'educazione civica bisogna risparmiare, perché le ore sono poche, dopo questo succede. Comunque io volevo parlare dei boschi, visto che abbiamo uno in montagna, uno da Gallio, dall'altopiano, parlare di boschi. Allora c'è stato un incendio il mese scorso in Cile, vicino alla città di Valparaíso, sono andati in fumo centinaia di ettari di boschi. La settimana scorsa c'è stato un incendio negli Stati Uniti, in Texas, anche lì, ettari di bosco andati in fumo. Ci sono stati incendi in Canada, anche lì centinaia di ettari di bosco andati in fumo. Il fumo è arrivato fino in Spagna. Poi 3 anni fa gli incendi dalla California sono passati in Oregon fino allo stato di Washington. Più di 1000 chilometri di incendio. Ma io di questi incendi non ho visto nessuna foto. Di questi incendi non se ne parla. Io vorrei vedere, quando c'è stato un incendio, dopo il disastro che c'è stato. Vorrei vedere se dopo viene rimboscato questo bosco. Perché qui, quando un bosco si incendia, quanta anidride carbonica provo? Allora, siccome ho degli amici che vivono in un parco nazionale in California, allora ho chiesto come mai ci sono tutti questi incendi. E allora mi hanno detto, perché i boschi non sono curati. Questo è il problema. Perché se i boschi non sono curati, si incendiano più velocemente. Allora, invece di spendere soldi per le bombe atomiche, per andare sulla Luna, e inquinare per andare sulla Luna, non si spendono i soldi per i boschi, perché questi boschi, quando sono in fumo, prima di tutto fanno anidride carbonica, poi non ci sono più quei boschi che puliscono l'aria e assorbono l'anidride carbonica. Perciò noi dobbiamo pensare che i boschi sono vitali per questo pianeta. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone, prego Sindaco. Oddio, ha toccato un tasto molto delicato. Io non sono un esperto forestale, io voglio sempre credere è un po' che, dicevamo prima, la natura fa il suo corso. Gli incendi fanno parte già nella storia del corso della natura del nostro pianeta e voglio pensare che un incendio che subito crea devastazione, ma ricordiamo che poi quel bosco lì rinasce più forte, perché la natura si arrangia.
sa fare le sue cose, si arrangia, e io dico a volte in Canada soprattutto certi incendi sono innescati e controllati proprio per, e do ragione al telespettatore, per rendere quel bosco, quella parte di territorio più forte, perché magari se è ammalato, noi abbiamo il bostrico che è un parassita che sta attaccando tutti i nostri abeti, ecco, magari a volte un incendio può azzerare anche i parassiti e quindi far nascere e far rigoglire un nuovo bosco, magari anche con biodiversità, quindi con nuove piante o piante miste, che quello sì rafforza il bosco. Noi in passato anche nel Veneto abbiamo sbagliato perché abbiamo visto il bosco, dominato il bosco, cercato di dominare il bosco impiantando abeti, monocultura. Invece con Vai abbiamo visto che invece la monocultura era sbagliata, però magari 70 anni fa, 80 anni fa questo era il concetto, all'epoca questa era la cosa da fare più giusta probabilmente, seguendo chi lavora nel settore. Oggi ci accorgiamo dopo 100 anni che invece un bosco misto è più forte, faggio, larice, abete. Però questo lo scopriamo oggi. La vera natura era biodiversità, non era la monocultura. Però noi, l'uomo, siccome pecca di presunzione sempre, vuole dominare anche la natura, ma la natura, ripeto, quando arriva 2 minuti ti spazza via. Pubblicità. Siamo con Emanuele Munari, sindaco di Gaglio Vicenza, e siamo anche con Alessandra Fagion, mamma di Giada affetta da malattia rara. Allora, tu Alessandra, ecco, che senti questi genitori che permettono tutto a questi figli, pochi fortunatamente, sembrano tanti ma sono pochi. Tu invece che stai facendo un percorso con le tue figlie, veramente anche un percorso difficile, dove veramente i valori sono al primo posto, cosa vorresti dire a questi genitori che veramente non si rendono conto di quello che è veramente il valore, la vita, il rispetto, soprattutto il rispetto anche nella malattia, voi che lo avete, Prego Alessandra. Allora, diciamo che quello che vedo anch'io che succede tanto nei genitori, essendo anch'io mamma tipo di Sara, che comunque quest'anno fa 14 anni, è che c'è tanta semplicità. E purtroppo mi trovo spesso anch'io a discutere perché vengono troppo giustificati le bravate che fanno i nostri figli. E noi a Trissino abbiamo lo stesso problema di alcuni ragazzi che comunque hanno fatto molti gesti vandalici, niente di grande, però hanno comunque più volte danneggiato delle cose del paese. Si sa chi sono e sono stati comunque chiamati i genitori e tutto, però non c'è stato nessun cambiamento, ma perché sicuramente sono intoccabili sia da parte delle forze dell'ordine e purtroppo anche da parte dei genitori, che vengono giustificati dicendo ma sono ragazzini, è normale. Invece non è normale, e proprio quando le cose ti vanno troppo bene non riesci a capire la fortuna che hai del valore delle cose. Io mi trovo spesso a scontrarmi con i genitori per questo motivo, e premetto che a scuola fanno molta educazione civica, perché io che ho le figlie, in ogni materia viene fatto l'argomento di educazione civica. Secondo me è proprio una mancanza nostra da genitori, quella che c'è oggi. Hai fatto bene a dirlo, perché anch'io sono convinta di quello che dice Alessandra, perché la scuola può fare quello che fa, certo, ma se poi questo ragazzino va a casa e trova il vuoto anche psicologico, il vuoto mentale, culturale, perché veramente noi assistiamo delle volte a delle cose incredibili, questi genitori che non si rendono conto, la parola vuol dire genitori, che vuol dire autorevolezza, non autoritario, autorevolezza, devi essere autorevole, non autoritario. Lo sguardo deve essere la prima cosa che tu adoperi con tuo figlio, e questo sguardo deve parlare, lo devi guardare negli occhi e fissare bene sto ragazzo o ragazza e far capire che non ce n'è per nessuno, che non può raccontartela come vuole. O sbaglio?
sbaglio, Sindaco? No, ha assolutamente ragione, e sono d'accordo anch'io con Alessandra. Spesso diciamo la scuola, l'educazione civica, la scuola può fare, ma fino a un certo punto, perché poi alla fine ci sono tante materie, ci sono le evoluzioni anche all'interno della scuola. Nasce dalla famiglia, sicuramente da noi genitori, dal contesto familiare che deve essere il più attento possibile. Spesso ci sono famiglie che lavorano entrambi i genitori e quindi magari il ragazzo, il bambino è un po' più autonomo, un po' più da solo, quindi passa più ore da solo e quindi magari non viene controllato o monitorato come si dovrebbe. Però ripeto, io guardo sempre il contesto familiare, perché è da lì che deve venire fuori una... Fermo, Sindaco, perché sennò cade la linea. Abbiamo Paola da Padova, mi sa che interrompo, ma sennò cade problema. tutto. Prego, Paola. Nessun problema. Sì, grazie mille, buongiorno Mirella e buongiorno cara. Sindaco. Buongiorno. Buongiorno a tutti quelli che sono in ascolto. Allora, oltre che purtroppo la pista da bob qua a Padova, lo so che Padova è città, però stanno distruggendo qualche migliaio di alberi, oltre a chissà quanti commercianti che stanno fallendo e falliranno, perché già il traffico è paralizzato e dopo sarà anche peggio, quindi disastro su disastro. Però approfitto, mi scusi perché qua con raffreddore sono un po', mi scusi che non ho salutato la signora ospite, che non ricordo il nome. Alessandra Fagion, mamma di Giada e Sara. Signora Fagion, mi scusi, tutti i miei saluti, anche se in ritardo, e il mio sostegno, perché so cosa vuol dire malattie in casa, malattie perenni e non momentanee. Purtroppo ho passato la vita così. Ma volevo approfittare del signor Sindaco, lei spesso l'ho sentito, in un certo senso anche giusto, lanciare appelli perché vengano sterminati, uccisi i lupi. Allora, a parte che nessun lupo è obeso e naturalmente il lupo vuole vivere, perché è l'istinto di tutti, animali e umani, quello di vivere. Per vivere ha bisogno di sostenersi. Quindi, scusatemi se io mi tiro fuori, perché essendo vegana, cioè non ammazzo nessun animale, ma però l'uomo almeno 1 o 2 volte al giorno ammazza degli animali, perché nei macelli succede l'ira di Dio. Quindi non possiamo voler sterminare una parte della natura per questo motivo. Certo, io capisco benissimo che bisogna assolutamente rifondere i capi uccisi e poi giocare molto sulla prevenzione, probabilmente spostare, se il numero è alto, adesso tutta una serie di cose che non voglio far tempo, però come lei ha detto la natura si arrangia da solo, sì, però con l'intervento dell'uomo che sta facendo dei grandi disastri bisogna anche un po' ragionare e ricordarsi queste parole, il quale io sono d'accordissimo, che la natura è meravigliosa, però che l'uomo non faccia interventi troppo violenti, perché poi ricade anche su di noi. Grazie infinite e buona giornata a tutti, grazie mille. Grazie a te Paola, un abbraccio, prego. Sindaco, mi scusi se lo interrompo prima, ma abbiamo il problema del centralino. Ringrazio la signora per lo spunto. Allora, intanto preciso che io non ho mai parlato di sterminare, perché è una parola molto forte. E mi riallaccio a quello che ho detto prima, che la signora ricordava, la natura fa il suo corso. Appunto per questo l'uomo ha voluto reintrodurre il lupo in Italia. Questa reintroduzione del lupo è stata forzata ancora una volta per mano dell'uomo, che ha voluto in qualche modo con un progetto europeo alimentare questo ritorno di questo grande carnivoro insieme con l'orso. Allora, noi abbiamo un contesto di montano abbastanza antropizzato, con malghe, con capi di bestiame, che dalla mattina alla sera ci siamo trovati a dover in qualche modo combattere o avere a che fare con questi lupi che non sono arrivati in maniera naturale, da come si dice, ma sono arrivati per volontà dell'uomo. Io dico allora, se l'uomo vuole governare la natura e anche la fauna, deve essere consapevole che ad un certo punto questo grande carnivoro che è in cima alla colonna alimentare si espande. Oggi i lupi si trovano anche al mare, si trovano anche in pianura. Allora, il contenimento è doveroso a mio avviso, perché come cerchiamo di contenere effetti della natura, dobbiamo contenere anche quello che noi ci prefiggiamo di fare, perché poi se
anche i grandi predatori ne perdiamo, diciamo così, il monitoraggio, il controllo, è chiaro che poi non si sa dove si va a finire. E quindi io dico questo, io non è che sono contro, io sono figlio di un forestale, quindi voglio dire, casca a pennello, io non sono contro. Certo, dobbiamo monitorare, dobbiamo capire qual è l'esatto coefficiente di convivenza tra grandi carnivori che, ripeto, da 100 anni non c'erano più sull'altopiano e comunque posso dire anche in Italia, fatto salvo qualche rara eccezione. Oggi invece ci troviamo con una densità di orsi in Trentino o di lupi nel Veneto che è impressionante, questo lo devo dire, è impressionante, quindi anche qui dobbiamo capirci, però alla fine, come succede sempre, si fanno le cose e si lasciano andare. Lasciare andare vuol dire non controllarle, non monitorarle. E gli effetti postumi quali saranno? Non si sa. Allora andiamo a vedere anche questo servizio che riguarda un esploratore ghiacciaio. Andiamo a sentire, visto che abbiamo parlato di neve, di ghiacciaio, e poi torniamo dalla nostra Alessandra Fagion perché ci sarà questa sorpresa. Andiamo a vedere. I ghiacciai sono il cuore bianco del pianeta e proprio lì, al cuore di tutti, Stefano Farronato vuole far arrivare un messaggio importante. Noi partiremo per una traversata integrale in autosufficienza della calotta glaciale del Vatnajökull in Islanda, con una massa di ghiaccio alta 1 chilometro circa e che si sta andando a sciogliere, per cui i sistemi glaciali oggi sono in assoluta difficoltà, non solo quello dell'Islanda, ma passiamo anche alle cose più grandi come l'Antartide o l'Artide o i ghiacciai delle Dolomiti, per cui stiamo cercando di portare l'attenzione sull'acqua, sulla memoria dell'acqua e purtroppo sullo scioglimento. 50 anni, originario di San Zeno di Cassola ma bassanese d'adozione, Stefano Farronato è diventato esploratore ancora prima di esserlo, quando si appassionò ai viaggi di Ambrogio Fogar. Questa, che partirà l'8 marzo, sarà la sua 19ª grande impresa. La traversata in autosufficienza significa che noi tireremo una slitta che si chiama pulca e nella pulca avremo tutto il necessario per dormire, per mangiare e per il soccorso. Siamo in 3 persone, avremo questa slitta che peserà circa 30-35 kg, per cui poi andare sotto il ghiacciaio attraverso un trasporto di una jeep speciale e da lì inizieremo la nostra traversata, l'ascesa al plateau di circa 1200 metri e poi questi 180 km in mezzo alle caldere e ai venti freddi dell'Artico. Ma prima di partire, che cosa non può mancare nella slitta? Sicuramente 2 cose che mi porto via da sempre. Intanto un pacchetto di patatine. La seconda cosa che potrebbe far sorridere ma è la vasellina, perché la vasellina deve essere utilizzata nelle cerniere a temperature molto basse, altrimenti le cerniere saltano. Al suo fianco in questa avventura altri 2 esploratori italiani, Roberto Ragazzi e Roberto Fantoli, per 2 settimane estreme, per una sfida sognata e adesso diventata realtà, perché la vita è la più bella delle avventure, ma solo l'avventuriero lo scopre. Io, sindaco Munari, direi grazie a questi ricercatori, perché guardate che loro stanno cercando di mandare dei segnali veramente importanti, ma sono là nel pezzo, che guardano, che capiscono, che mandano questi segnali alla politica, dove dicono attenzione perché qua si sta sciogliendo tutto, anche nelle nostre Alpi. L'hanno detto o sbaglio, sindaco? Certo. Ecco, come commenta? Ma perché la politica non ascolta? Quella politica che parla di tradizioni, di territorio, ecco, di storia. Qua la storia ce la dicono gli esperti? Sì, a mio avviso la politica, il mondo politico o ha poca conoscenza a livello globale nel mondo scientifico, quindi nella natura, oppure in nome del dio denaro, come sempre, e qui mi rivolgo non tanto all'Italia o all'Europa, che tutto sommato può inquinare, ma relativamente rispetto a grandi continenti come le Americhe, ma soprattutto mi rivolgo alla Cina e a un paese emergente, così lo dicono, che sia l'India, dove invece dal famoso protocollo di Kyoto ognuno, diciamo, guarda in primis nella scaletta delle priorità il fatturato,
quindi le vendite, la crescita economica, il PIL, e quindi quello che viene dopo sono sicuramente l'aspetto ambientale, idrogeologico e la natura. Tant'è vero che nonostante questi segnali importanti che arrivano dalle calotte sia nord che sud, purtroppo a quanto pare la politica è insensibile, ma quando parliamo della politica di bassa lega o di basso spessore, parliamo di accordi internazionali. Qui ci devono essere le forze mondiali, i continenti, che una volta per tutte devono maturare, capire, recepire, toccare con mano e quindi capire che l'evoluzione non è sempre quella tecnologica o industriale, o è anche quella, ma dobbiamo tener conto effettivamente veramente dell'aspetto ambientale, e a mio avviso oggi l'aspetto ambientale viene dopo. La ringrazio di queste parole. Allora Alessandra, guarda bene questo video che ti facciamo vedere, poi è in contatto con noi questa meraviglia di donna. Senti Alessandra e poi ti metto in contatto con lei. Andiamo a sentire. La fortuna ha voluto che io ormai stessi andando davvero, io non riuscivo più a muovermi, a mangiare, non riuscivo neanche a prendere un bicchiere d'acqua e avevo capito che era ora di andare. E fatalità, per caso, per un problema della pelle molto importante che avevo, ho fatto una visita in un centro del Veneto e lì io, dopo 16 mesi in cui mi sentivo rifiutata dagli ospedali per motivi che non do la colpa a nessuno, però davvero io ho un tumore poco conosciuto, e mi sono sentita accolta e presa per mano da medici, personale sanitario che era consapevole che io ero alla fine, però hanno approfondito il problema e ci hanno messo 45 giorni a capire che patologia avevo e mi hanno ventilato la possibilità che probabilmente se facevo l'intervento magari avrei potuto farcela, anche se erano stati sinceri con la mia famiglia che i rischi erano altissimi. E io a quel punto, visto che ero già preparata, ho detto bene, datemi il tempo di tornare a casa in 3 giorni. Ho fatto il testamento biologico con un notaio, ho predisposto le cose in banca, ho parlato con la mia famiglia, dove il problema era già conosciuto naturalmente, di cosa volevo fare e come volevo essere trattata in caso io fossi rimasta un paziente inerme, e sono rientrata in ospedale. E è stato terribile, dolorosissimo, sono stata lì tra il 2015 e il 2016, sono stata dentro l'ospedale 5 mesi, però io sono una persona molto fortunata. La malattia è stata un'esperienza terribile e bellissima, mi ha cambiato la vita e mi ha insegnato un sacco di cose, perché è diverso seguire le persone con disagi. Io ho sempre lavorato nel volontariato e poi torni a casa tua ed è tutto bello, tutto funzionante. Quando tocca a te invece, che sei lì che non riesci ad andare in bagno da sola, a prenderti il bicchiere d'acqua, a mangiare, ti cambia la vita. È un percorso così lungo per tornare poi alla vita vera. Io sono stata ferma 2 anni con la malattia. Io davvero sono molto fortunata. E siccome sognare non costa niente, io spero che un giorno nelle università dove si formano i futuri medici ci sia il paziente formatore. Cos'è il paziente formatore? Che non fa le diagnosi, però chi ha provato nella sua persona un certo tipo di patologia, credo che sia la persona più indicata, dopo una dovuta formazione, a spiegare ai medici come ci si sente dall'altra parte. Cioè io ero arrivata con la mia patologia che le persone non volevano avvicinarsi perché non sapendo che tipo di malattia avevo, vedendomi fasciata, le mani, le braccia e anche il viso abbastanza, avevano paura di essere infettate.
Quindi io avevo capito che era giunto il momento di andarmene, per questo, no, ecco perché io sottolineo la parola accolta, cioè io nel centro dove per caso la fortuna ha voluto che andassi, io mi sono sentita accolta di persone che hanno detto, beh, vediamo perché. No? E dal vediamo perché è nato il percorso prima della ricerca della patologia, della diagnosi definitiva, però posso dire, lì c'erano persone che si erano accorte di me, non c'erano persone che anche quando andavo con le visite a pagamento in libera professione dicevano ci spiace, non torni più. Ecco, è terribile sentirsi dire che non c'è più niente da fare, magari non era colpa loro, ma aver trovato delle persone che hanno detto, beh, proviamoci, andiamo avanti, è stato rinascere. E poi il gruppo multidisciplinare, che adesso c'è in quasi tutti gli ospedali, che si prende cura del paziente, perché avendo dentro un psicologo che dica, beh, ma perché non ci proviamo, io che ero così determinata ad andarmene, beh, vedete, la fortuna di esserci ancora qui, adesso stamattina che mi trovo con gioia a parlare con voi, è anche dovuta a loro, a questi angeli che dedicano la vita alla loro professione. Sì, quelli sono gli angeli veri. Allora Alessandra Fagion, questa meravigliosa donna, è collegata con noi col telefono. Buongiorno, buongiorno carissima. Buongiorno. Che piacere risentirti, ti do del tu, perché ti davo del tu anche l'altro giorno, è stato un onore per me, ma soprattutto mi hai fatto subito capire che dovevo parlare con Alessandra, dovevo mettervi in contatto, farvi conoscere. Grazie. Perché sono veramente felice. sono dei messaggi, Alessandra, talmente positivi che ti sta dando questa donna che era sull'orlo del precipizio, aveva ormai pianificato tutto, e poi quella luce sul tunnel, questa donna che la prende per mano, questa dottoressa che dice proviamo, non ti scoraggiare. Allora cosa vuoi dire, Alessandra, a questa donna meravigliosa, che poi vi farò il contatto? Intanto il sindaco vi ospita tutti, ho deciso, è vero sindaco? Certo. Tutti quanti andate in montagna dal sindaco a rilassarvi. Prego Alessandra. No, è sempre bello queste esperienze positive, nel senso che comunque ha trovato delle persone effettivamente che hanno voluto fare la diagnosi. Penso che sia uno dei problemi più grandi che abbiamo al giorno d'oggi col sistema sanitario, che si tende prima a dare una cura senza prima fare la diagnosi, ed è il stesso motivo per cui tante malattie non vengono curate nel modo adeguato. E sicuramente anche l'esperienza, io non solo come per Giada, sai benissimo Mirella, ma anche tutti i vari caduti in famiglia che sono successi, e penso che sia effettivamente stato un po' una luce. Non so se hai spostato qualcosa. Non so, mi sentite? Riprova. Mi sentite? Sì, adesso sì, forse eri troppo lontana. Ah, ok. Però stavo dicendo che effettivamente quando arrivi a vivere determinate esperienze sulla propria famiglia, e quindi torni a casa e effettivamente hai difficoltà a vedere il giorno dopo, e comunque qualcosa dopo accade perché qualcosa che ti dà la forza di andare avanti, hai una visione della vita e delle persone e della famiglia completamente diversa. Anch'io l'ho provata su di me, e da Giada a tutti i vari caduti della famiglia mia, e posso dire che oggi sono contenta, amo la vita e amo vedere di poter crescere le mie figlie, la mia famiglia e stare insieme. Cioè torniamo al discorso di prima dei valori, sono quei valori che purtroppo se non ti accade determinate esperienze non ti rendi conto della fortuna che hai. Allora vediamo anche questa locandina
che tu hai fatto, io ce l'ho ancora conservata veramente con rispetto che tu non hai idea, Alessandra, di questo nevo melanocitico gigante. Ecco, siamo partiti da questa locandina grazie anche alla famiglia Baschirotto, a questo importante centro di ricerca che forse in Italia non si rendono conto della fortuna che hanno di avere questi centri, devono andare in America per avere le borse di studio e vedere approvato queste veramente ricerche importanti. Ecco, guardate, così spieghiamo anche di cosa si tratta, ecco, di cosa purtroppo soffre la nostra piccola Giada, questa bambina che come questa ospite al telefono che abbiamo, ecco, va in questi centri, fa questi interventi, ma col sorriso, con una vivacità che non è neppure immaginabile. Ecco, sentiamo la nostra ospite, cosa vuol dire il telefono? Prego. Beh, io faccio gli auguri ad Alessandra e a Giada e io davvero auguro a voi, alla vostra famiglia, di trovare nei centri dove andate a curarvi questa accoglienza. È solo una parola, accoglienza, però è un insieme di tante cose che a volte non servono le parole, ma basta un gesto, uno sguardo per farti sentire bene nel posto dove sei. Io nei 16 mesi che ho girato per gli ospedali prima di arrivare in quel centro, alla fine hanno fatto una diagnosi che era il morbo di Crohn, che non era la mia diagnosi, e quindi mi curavano per quello, io continuavo a spendere per quello che poi comunque non serviva a niente. È desolante non sapere di cosa stai morendo. E come ho detto sabato, io mi sono sentita a casa quando mi hanno detto hai un tumore raro. Ecco, sapere perché stai combattendo non è una guerra, perché io non ho nemici, come ho detto, il cancro è il mio compagno di vita, però è un lavorare insieme per cambiare le cose, non per tornare sani, perché magari per tutti non è possibile, però per avere una vita dignitosa che ti permetta di esserci, di fare le cose, di vivere in armonia con te stesso, con la famiglia e con il resto che ti circonda. Io vi faccio tanti auguri perché bisogna crederci che la luce arriverà per tutti, bisogna. Grazie, grazie. Adesso facciamo vedere e salutiamo questa meravigliosa donna che sta combattendo una guerra. Ecco, lei si sta combattendo una guerra, però sa che guerra deve combattere. Io voglio sapere perché e questo è molto importante. Allora, vediamo invece la locandina. Grazie, grazie. Guarda anche questa locandina, perché spero, ecco, io vi darò i numeri, così le mail, così vi parlerete, certo, vi sentirete, perché come dice è molto importante fare squadra. Ecco, dobbiamo fare squadra. Allora, cosa succederà prossimamente, Alessandra? Perché vediamo queste locandine, perché questa famiglia sta dando veramente da fare, sempre con l'Istituto Baschirotto, per far capire di trovarsi, di unirsi, di sopportare questi eventi. Prego, Alessandra. Sì, allora, venerdì 22 marzo ci sarà un teatro in segno particolare e l'autore è Michele D'Ignazio, che è un ragazzo di Cosenza che oggi ha 40 anni, ha la stessa malattia di Giada, nato 40 anni fa, infatti lui a quel tempo ha dovuto andare in America per poter curare la malattia. E è uno scrittore per ragazzi, ha fatto prima il libro e adesso è un paio d'anni che ha fatto questo teatro autobiografico nato col mantello praticamente. E il ricavato della serata andrà completamente in beneficenza all'Istituto Malattie Rare Mauro Baschirotto per la ricerca della malattia. Se mi permette, Mirella, vorrei ringraziare comunque il Comitato Genitori di Trissino, perché noi la mattina proponiamo il teatro per i ragazzi della scuola come un progetto POF. E grazie a loro che comunque hanno finanziato questo progetto per la scuola ci viene data anche la possibilità da Sara di fare questo spettacolo. Quindi per me il Comitato Genitori di Trissino e il Comune mi ha veramente tanto aiutato per poter realizzare questa serata.
Senti Alessandra, visto che parliamo di Trissino, mi viene in mente del sindaco, è stato messo in sicurezza questo sito che inquinava? Sì, cioè, nel senso, per noi, anche più volte parlato con il sindaco che comunque si è esposto, i valori anche dell'acqua che loro hanno fatto sono a posto, soprattutto nell'ambito scolastico, che c'è la mensa nell'ambito delle scuole materne. Gli esami vengono fatti abbastanza, cioè, sono fatti più volte e tengono monitorata la situazione, quindi da parte sua ci ha dato la tranquillità, insomma, che a oggi in varie zone non ci sono problemi. Dopo nel dettaglio bisognerebbe chiedere di più al sindaco. Sai perché te l'ho chiesto? Perché ho i medici per l'ambiente invece che sono molto preoccupati perché ci sono ancora questi siti che inquinano, ecco, non sono ancora messi in sicurezza. Questo va detto, io penso di essere una delle poche con questa trasmissione che dice quella che è la realtà, e perciò se non crediamo neanche ai medici dell'ambiente, come prima i ricercatori degli ghiacciai, sindaco, se anche voi non vi affidate a queste persone competenti e investite, perché questo vuol dire veramente investire nella comunità, investire nel territorio, perché questi problemi li abbiamo da nord e sud, ma diciamo in Europa e nel mondo, ecco, dobbiamo intervenire. Allora io vi scambierò come i dati, ecco, spero che andate a trovare, ecco, questo sindaco che vi ha aperto le porte, ecco, per staccare anche la spina dopo tante sofferenze, tante porte chiuse. Prima, quando sentivo queste parole di questa meravigliosa donna che diceva uscire e sentirti dire non sappiamo cosa dirle, torni a casa con questo, mi sei veramente mente tu quando dicevi che non sapevano diagnosticare questa malattia alla piccola Giada e che veramente vi trovavate a tornare a casa, pensate, distrutti nel vero senso della parola, perché non c'era risposta. Io spero che investano nella ricerca delle malattie rare, ecco, inizino a spendere i soldi anche su questo, perché saranno anche pochi numeri, ma sono tante malattie, penso che se vogliono lo possono veramente fare. Allora io direi anche di rimandare le immagini di Giada, perché vogliamo salutare anche Giada. Ci saranno interventi fra poco, Alessandra, con Giada, oppure adesso la lasciano in pace? Allora, no, dovremmo affrontare un altro intervento. Diciamo che adesso dobbiamo capire se possiamo continuare il percorso a Vicenza o se dobbiamo purtroppo rivolgerci in un'altra parte. Ecco, la metto così. Io spero di poter continuare a Vicenza per tanti motivi, insomma, sia anche a quello familiare, quello lavorativo, quindi spero di poter rimanere a Vicenza, però purtroppo c'è questo dubbio. Giada è tranquilla, vuole essere operata un'altra volta, quindi va bene. Mamma mia, guarda, sono veramente orgogliosa di avervi conosciuto. Io quando conosco queste persone, queste famiglie, veramente capisco quali sono veramente i valori della vita, il rispetto che hanno. Vedete con quanta pacatezza stanno spiegando queste terribili malattie rare. Abbiamo sentito veramente la volontà però di andare avanti, di tenere i pugni chiusi, di dire ce la faremo tutti insieme. Perciò un grande abbraccio a Alessandra Fagion, a tutta la tua famiglia, questa famiglia meravigliosa che ho avuto la fortuna di conoscere grazie alla famiglia, all'Istituto Baschirotto, che mi ha dato questa opportunità e questo importante, veramente, ma importante valore della vita, capire cos'è la vita per qualcuno. Grazie veramente Alessandra Fagion e grazie anche a questa meravigliosa donna che abbiamo sentito anche questa mattina. Fate squadra, unitevi, combattete insieme, perché i numeri contano, i numeri. Sindaco, in politica i numeri conta. Sì, i numeri contano, certo. Abbiamo visto quei trattori, qui ha visto i numeri, aspetta un attimo, calmi tutti che rivediamo tutto, i numeri. Prego Sindaco, cosa vuole dire a queste donne? Fra poco sarà la festa della donna, cosa farà a Gaglio, Sindaco?
Sindaco, prego. Allora, intanto io volevo dire chapeau sia ad Alessandra, a Giada, ovviamente un abbraccio forte a Giada, ma anche a Ornella, perché sentire queste storie, ecco, da un lato mi fa pensare che non tutto in questo mondo è da buttare via, non tutto nella nostra sanità, grazie a Dio, è da buttare via, abbiamo tanti problemi, ma poi quando scopriamo, troviamo dei medici che magari oltre all'esperienza e alla conoscenza ci mettono quel pizzico di umanità, che si fanno carico, che vedono gli occhi del paziente e quindi magari ci mettono quel qualcosa in più che gli fa scoprire quello che invece ha, la diagnosi, cos'ha quella ragazza, cos'ha quella donna, cos'ha quella bambina. E qui a volte è fortuna sì, però a volte io voglio confidare che i nostri medici, soprattutto quelli del pubblico, che hanno una missione e che firmano un contratto con l'umanità e con i pazienti, appunto, che ci mettono sempre di più il cuore, l'anima e che possono veramente dedicarsi quel briciolo in più per risolvere i problemi, perché loro sono lì mandati come angeli, giustamente, per darci una mano. Certo, come angeli per darci una mano. E io spero sempre che non sia sempre il solito vile denaro che vada a governare queste professioni che sono molto importanti per tutti noi e che invece prevalga sempre l'umanità anche nei nostri medici italiani che, ripeto, sono comunque sempre tra i migliori. Grazie, grazie anche Emanuele Munari, grazie. Sindaco di Gaglio Vicenza, secondo mandato centrodestra. Si ricandida sindaco? Non lo so, vediamo, perché Gaglio... Lo sa, dai sindaco, non passi il cerino. Dai, io sono sicura che si ricandida. No, allora, la passione... Allora, la verità è questa... La passione sarebbe, ok, mi ricandido, vado avanti, però dopo 10 anni devo anch'io fare i conti con le mie 2 società che sto trascurando, con mio figlio che, lo devo dire, lo devo ammettere, non è che lo vedo spessissimo, quindi a volte mi è sfuggito in questi 10 anni e quindi questa non è una bella cosa, Mirella, quindi sto riflettendo veramente, non è politica. Secondo me lei non è per il 3° mandato, quello che sento, sindaco. Ma io potrei farlo, posso farlo, però ci sto ragionando, Mirella, perché devo anche mettere anch'io nella scheda delle priorità, delle mie priorità, perché nessuno poi ti fa la statua nel tuo paese, quindi tu devi sempre, anch'io devo sempre lottare e cercare di fare al meglio. Penso di esserci riuscito, però 10 anni sono 10 anni, quindi dobbiamo anche capire se è giunto il momento di chiudere o se magari... Che ne so, fra 2 mesi mi ritorna la grinta e la voglia, non lo so, vedremo, dai, vedremo, Mirella. Allora rivediamo anche la locandina che ha mandato Alessandra Fagion, ricordare questi comitati di genitori pensati che stanno cercando di fare squadra, di aiutare queste realtà, perciò veramente chapeau, come ha detto lei, sindaco, a queste realtà che abbiamo nel nostro territorio e forse le valorizziamo molto poco. Ecco, qua dovrete dare i premi, altro che sento dei volte i premi, dico ma dove vai a premiarti qua? Ma chi premi? Con tutti quelli che sarebbero da premiare, che se lo meriterebbero veramente. Grazie, grazie anche a Alessandra Fagion, un grande abbraccio, grazie a Emanuele Munari. Grazie. Pubblicità. Grazie Mirella. Ciao Alessandra. Abbiamo ospite questa mattina, un ospite importante, abbiamo il segretario generale della Funzione Pubblica CGIL Veneto, Confederazione Generale Italiana del Lavoro, che ringrazio. Abbiamo collegato anche da Padova Luciano Sandonà, consigliere regionale Lega Lista Zaia. Vediamo se è collegato Sandonà. Eccolo qua, sempre presente, sempre sul pezzo. Buongiorno consigliere, dopo un pezzo che non ci vediamo, vero? Così ci racconterà questa guerra fratricida nella Lega, cosa sta succedendo, vediamo se ci racconterà qualcosa di nuovo. Però io partirei proprio dal segretario Bernini. Allora, segretario, quello che mi preoccupa è che queste morti sul lavoro continuano. Noi stiamo seguendo la famiglia Battistetti e non solo, proprio per cercare di stare accanto a questi familiari dove stanno cercando in tutti i modi di sapere la verità, che la verità venga a galla, però tanti paletti, processi lunghissimi, la prossima sentenza sarà a gennaio 2025. Ma cosa sta succedendo? Cioè, se le prove sono prove, perché ci mettono tutto questo tempo? E poi questi fori di avvocati che continuano a tirarla per le lunghe. Ma la giustizia ci sarà mai in questo paese dove non c'è la certezza della pena? Segretario?
Beh, intanto grazie per l'invito, buongiorno a tutti e saluto il consigliere Sandonà. Ma è una catena complessa perché le morti sul lavoro se ne parla da tanto. Ci sono anche delle proposte molto serie, insomma, da parte delle confederazioni, in particolare CGIL e CISL-UIL, avanzate soprattutto da chi segue le categorie dove in maniera importante ci sono morti sul lavoro. Pensiamo ai cantieri, pensiamo all'industria, all'agricoltura. Io penso che si continua a parlarne, c'è una deresponsabilizzazione. Investire sul lavoro significa mettere soldi per la formazione, significa mettere soldi e io dico anche sanzioni per chi non rispetta tutta una serie di regole, significa anche, lei parlava dei tempi della giustizia eccetera, partiamo da prima, investire sul personale che poi deve fare questi controlli. Uno degli scioperi che abbiamo fatto recentemente riguarda ad esempio gli ispettori del lavoro, perché da un lato dentro alle cosiddette politiche del contenimento dei costi sono state limitate le assunzioni, bloccate, quindi abbiamo un numero sempre più basso di ispettori del lavoro, abbiamo un numero non sufficiente ad esempio all'interno dei dipartimenti di prevenzione per quanto riguarda gli ispettori SPISAL, che sono quelli che poi materialmente fanno formazione, collaborano con le aziende, vanno a fare controlli, vanno a fare anche formazione e controllo, voglio dire, nell'ambito dei posti di lavoro, e la fanno non soltanto all'impresa, la fanno anche molto ai lavoratori. E dall'altro lato, lei diceva i tempi della giustizia, è uno dei grandi problemi sui quali, lo dico senza grossa polemica, ma per chiamare le cose col suo nome, bisognerebbe spiegarlo al nostro conterraneo Nordio, è che anche lì è avuto un contenimento delle assunzioni. Siccome l'importante è non spendere, l'importante è spendere meno e contenere la spesa, anche nei tribunali mancano numeri importanti di lavoratori, non solo nell'ambito della magistratura, ma anche nelle attività di supporto alla magistratura. La morale qual è? Che tu hai migliaia e migliaia di pratiche i cui tempi si allungano, e su questo si innestano anche i meccanismi, io dico la capacità, la professionalità degli avvocati che lasciano passare il tempo fino ad arrivare addirittura alle prescrizioni. Poi il colpevole arriva in prescrizione e così abbiamo risolto tutti i problemi, perché tanto questi hanno tanti soldi, perché arriva la prescrizione, chi ha soldi, non sicuro chi non ne ha. E la cultura è trasversale, vorrei evitare fraintendimenti, sta in capo ai lavoratori, perché è chiaro che a me è capitato, no, ma il caschetto pesa, ma il guanto, ma sta in capo ai lavoratori che per primi devono sapere, voglio dire, che alcuni ausili sono importanti e fondamentali per loro, ma sta in capo soprattutto all'impresa che non può limitarsi alla formazione adesso partite andate, ma deve avere un sistema rigido di controllo e di coordinamento, tanto più in un settore nel quale con il fenomeno dei cascata degli appalti abbiamo tante aziende che operano all'interno di un medesimo appalto e non si coordinano tra di loro. Allora sentiamo come commenta Luciano Sandonà. Ecco, Sandonà, come commenta le parole del segretario generale Bernini? Ma il commento ha esposto un dato di fatto che è quello, comunque le morti sul lavoro ci sono sempre state e ce ne sono state anche nell'ultimo periodo, anche episodi, voglio dire, episodi che sono episodi importanti in cui sono morti più di qualche lavoratore. Pensiamo all'ultimo crollo che c'è stato nel supermercato in costruzione a Firenze. Quella è stata anche quella un episodio tragico con 5 lavoratori che sono periti sotto le macerie e che forse in qualche maniera si poteva evitare, perché nel corso adesso dell'istruttoria, di quello che si è venuto a scoprire, insomma, c'erano dei lavoratori irregolari, c'erano forse le travi in calcestruzzo che non erano a norma e così via. E quindi questa è una tragedia anche di giorni nostri, dove c'è un numero importante nel nostro paese di persone che vanno a lavorare e poi non tornano più a casa alla sera. Sappiamo che c'è un problema anche negli organici, per esempio dello Spisal. Negli ultimi tempi qualcosa è stato fatto,
quindi sono stati aumentati leggermente anche gli organici SPISAL. Il problema però è generale di tutta la funzione pubblica, come diceva adesso il segretario del sindacato, è un problema che le persone vanno in pensione e non vengono poi sostituite, soprattutto non vengono sostituiti con dei numeri adeguati a garantire il servizio. Questo problema si riscontra nella pubblica sicurezza, nei tribunali, nei comuni, in tutte le nostre organizzazioni pubbliche, e non è un problema di adesso. Sicuramente l'uso delle tecnologie informatiche, il venir meno anche di una parte burocratica che si è cercato di limitare o comunque di contenere negli ultimi periodi, può venire incontro a queste esigenze, però ci vogliono i lavoratori anche che lavorano nel pubblico impiego, altrimenti si fa fatica a garantire un servizio minimo, e quello del controllo sulle regole del lavoro è un servizio essenziale. Negli ultimi 20-30 anni, posso aggiungere, sono stati fatti passi in avanti, voglio dire anche da giganti, cioè anni fa non si vedevano i lavoratori che lavoravano sopra le case, per esempio con guanti, con caschetti, con sistemi antinfortunistici di un certo tipo, solo se pensiamo a 10, 15, 20 anni, non solo, anche poi nella preparazione dei lavoratori, quindi nei corsi obbligatori che vengono fatti. Però serve ancora puntare più in alto e bisogna sicuramente fare di più, perché abbiamo dei lavori che sono ancora molto pericolosi e altri lavori che banalmente possono essere anche non pericolosi, ma poi che magari nello svolgimento concreto possono creare anche dei problemi proprio nell'esecuzione del lavoro. Quindi bisogna, secondo me, aumentare, diciamo, anche tutto quello che sono gli obiettivi che sono stati posti anche negli ultimi anni, anche negli incontri fra sindacato e governo in tema di sicurezza del lavoro. Allora, è vero quello che dice anche Sandonà, però segretario, è anche vero che il tempo passa, a parole si fa, ma nella realtà, e ha fatto bene Sandonà a citare Firenze, perché abbiamo visto che i materiali erano scarsi, che non c'erano le norme di sicurezza. Allora la storia non insegna niente, perché abbiamo iniziato a parlarne, forse sfortunatamente col ponte Morandi, dove si capiva benissimo che chi doveva sapere sapeva, però non investiva, perché bisognava tirar fuori denaro per la sicurezza, ma chi se ne frega della sicurezza, perché come ha detto lei, alla fine passo il cerino, ho tantissimi avvocati, si arrangiano loro, poi alla fine vediamo che questa giustizia non arriva. Ma una volta, io mi ricordo, me l'hanno anche detto, non mi ricordo, me l'hanno detto, segretario, c'era l'assistente contrario che andava a controllare il materiale, se era materiale che doveva essere usato o se non doveva essere usato perché era scarso. Ma chi controlla questi? Ma mi scusi segretario, lei ha detto benissimo, appalti, 50-100 operai, ognuno ha un suo Dio. E questo Dio, questo potere che dovrebbe investire sulla persona, non è possibile che questi ragazzi, questi uomini, queste donne escono di casa per andare a lavorare e non ci sono più. Non è possibile nel 2024. E questo cerino che si passa è sempre la colpa di qualcun altro, non è colpa mia. Ma vogliamo capire che queste famiglie, guardate, che io le saluto tutti, in particolare Monica Battisetti e Giuseppe, che stanno facendo questa guerra anche per tutti questi genitori, per queste famiglie che non trovano giustizia, che devono rivivere questi momenti drammatici con questi video dei loro figli, che per vedere se veramente la giustizia è giustizia. Ma cosa si deve fare? Perché voi state parlando chiaro, si sa, bisogna investire, punto. Cioè non è che ci sia altro, bisogna investire. Investire vuol dire tirare fuori, sborsare denaro, investirlo sulla sicurezza nel lavoro. Ma certi imprenditori, io li chiamo prenditori, non imprenditori, perché abbiamo gli imprenditori e abbiamo gli imprenditori. Mi sa che abbiamo più prenditori. Che imprenditori a questo punto? Prego, segretario.
Questo è un tema come altri dal mio punto di vista, no? Siamo anche in una società per l'appunto dove l'informazione è tanta e ogni giorno si continua a rincorrere la notizia del giorno e ci si dimentica quello che è successo il giorno prima. Il punto qual è? Che noi parliamo di morti, ma c'è un altro dato che non emerge a sufficienza, perché ci sono i morti, ma poi ci sono i tantissimi infortuni che rendono quei lavoratori non più in grado di lavorare. C'è un incremento importante delle malattie professionali e spesso si dicevano gli SPISA, i dipartimenti prevenzione, tutti quei soggetti che devono seguire queste pratiche e dare risposte anche a quei lavoratori non ce la fanno, perché da un lato c'è, diciamola così, anche una certa confusione su chi fa che cosa. Troppi soggetti che a volte si sommontano, non si capisce chi è che alla fine deve fare alcune cose, e poi c'è quel tema. Diceva bene e condivido quello che diceva il consigliere. Segretario, ma lo sapete che in questa trasmissione la CGIL va d'accordo con la Lega, col centrodestra? Capita sempre, segretario, mi fa tanto piacere, perché siete d'accordo. Adesso però ci arrivo. Sono d'accordo perché poi onestamente il consigliere diceva ma questo non è un tema che nasce oggi. Guardi, c'è una norma del 2004 che taglia le risorse alle pubbliche amministrazioni e che dice: tu pubblica amministrazione, che tu sia un ente della sanità, che tu sia un sistema che faccia parte del sistema delle autonomie locali, che tu sia ente dello Stato, che esercita, e sottovalutiamo a volte questa cosa, la funzione degli enti territoriali nello Stato anche ai fini del coordinamento, devi tagliare la tua spesa dell'1,4 rispetto a quello che spendevi prima. Dal 2004, oggi siamo nel 2024, non solo quella norma insiste e c'è ancora, ma è stata ulteriormente appesantita dai vincoli. Poi fino a qua vado d'accordo con il consigliere Sandonà, ma guardi che al congresso della CGIL di Rimini la Presidente del Consiglio Meloni, che è stata invitata e che ha partecipato, ha posto netto un tema: il nostro sarà un governo che non disturba chi produce. Nella discussione che c'è stato anche lunedì scorso a Palazzo Chigi, nel quale le posizioni si sono diversificate di molto, dove ad esempio nei giornali abbiamo letto finalmente le sanzioni, patente a punti per chi non osserva le regole sulla sicurezza, meno 20 punti, cioè un lavoratore vale 20 punti, che però potranno essere immediatamente restituiti nel momento in cui quell'azienda che non faceva formazione, che non investiva sulla sicurezza, e ci arrivo, faceva altre cose, voglio dire, può fare formazione un minuto dopo e li riacquista tutti. Ma la cosa che a me ha impressionato di quella roba di Firenze, ma è un dato di fatto, voglio dire, in tante aziende, anche nella nostra realtà regionale, è che spesso, se vi accorgete, qui quando è successa quella tragedia le imprese non erano nemmeno in grado di dare un nome e cognome di quelli che si cercavano e che erano sotto le macerie, che hanno tirato fuori dopo 3 giorni. Perché da un lato il contenimento dei costi, gli appalti a cascata, dall'altro voglio dire la precarietà, dall'altro se stiamo attenti alle cronache quotidiane spesso capita l'infortunio sul lavoro, capita la morte. E chi era quello? Quel lavoratore aveva fatalità, iniziato a lavorare il giorno prima o qualche giorno prima. Cioè c'è un sistema che non regge più, e io dico che nella competizione attuale tra le imprese, nella quale io penso, potrei sbagliarmi, che il Veneto, proprio per conformazione anche di aziende, è quello che rischia di pagare dazio, un tessuto produttivo di piccole e medie imprese, spesso familiari. È lì che spesso sfugge o si sottovaluta, voglio dire, l'attenzione da porre alla sicurezza, e rischia in una logica competitiva nella quale quella Presidente del Consiglio dice non voglio disturbare chi produce, rischia di non determinare interventi seri, investimenti seri nel tessuto produttivo e tra le imprese, rischia di non mettere nelle condizioni quell'imprenditore piccolo che non riesce a volte da solo, no? A metterci denaro, ad essere aiutato anche per far formazione, di essere espulso. E chi è che poi si avvantaggia di questa roba qua? Mi permetto di dire i grandi oligopoli multinazionali e tutte quelle grandi aziende che chiedono soldi allo Stato, vogliono più mercato, ma quando ora vogliono i soldi dallo Stato, e sono i primi a determinare precarietà, scarsi controlli,
con tutta quella filiera che lei descriveva. Firenze che cosa è venuto fuori? Da quello che capisco nel rispetto, voglio dire, delle indagini, che quella trave che era arrivata e che è crollata non solo non andava messa perché non c'era ancora, come dire, il controllo per verificare se teneva o non teneva, ma ci hanno fatto lavorare sotto delle persone che generalmente metti sotto quando il controllo è fatto. Quindi salta completamente una filiera di controlli dentro questi meccanismi e poi le persone muoiono, le persone rimangono infortunate, hanno problemi perché poi non riescono a lavorare, anche lì l'indennizzo che arriva dopo, eccetera, e a pagare i poretti. Come diciamo qua. La ringrazio, segretario, di aver detto questo, perché è il mio pensiero. Ecco, a pagare sempre scarpa grossa, diciamo qua nel Veneto, vero segretario? E questo deve assolutamente essere fermato, non è più possibile, perché soprattutto sono lavoratori giovani, sono bravi lavoratori che vanno a guadagnarsi la pagnotta nel vero senso della parola, e nel 2024 abbiamo i grandi ricchi che si fanno i giretti nella luna e poi pagano il personale in maniera indecente. Questo lo dico io perché io parlo con questi ragazzi. Abbiamo Mirko da Padova in linea. Ciao Mirko. Pronto? Niente, è caduta la linea, vediamo se riprendiamo con Mirko. Sandonà, come commenta queste parole? Chi può dire che non ha ragione il segretario Bernini? I numeri sono numeri, i dati sono dati e la storia è storia. Prego Sandonà. No, è difficile non dar ragione su questi argomenti, specie quando sono argomenti che toccano la vita delle persone, e poi anche il fatto che, come diceva giustamente il segretario, poi ci sono anche delle persone che rimangono menomate, a volte anche in maniera molto grave, per tutto il resto della vita, quindi condizionando non solo la loro vita lavorativa, ma anche la loro vita affettiva, la loro sfera sociale e tutto il resto. Quindi il tema degli infortuni e delle morti sul lavoro è un tema importante e deve far parte dell'agenda politica ai primissimi posti. Poi c'è sempre la responsabilità individuale che a volte, di cui a volte l'imprenditore se ne frega altamente, perché abbiamo imprenditori, come dicevi giustamente tu Mirella, che sono prenditori, no? Sono persone che cercano di speculare al massimo possibile sul lavoro e sul guadagno, passando sopra, diciamo, a molte cose. Ma io personalmente conosco tantissimi imprenditori seri, almeno qui in Veneto, è cresciuta la coscienza imprenditoriale anche per quel che riguarda, diciamo, tutto il tema degli infortuni e del benessere dei lavoratori, dell'ambiente lavorativo. Abbiamo interrompo un secondo Sandonà, perché hai ripreso la linea Mirko da Padova e lo sapete che la parola al popolo di Sveglia Veneti va assolutamente data. Prego Mirko. Signora Mirella, buongiorno. Buongiorno. E un carissimo saluto ai suoi illustri ospiti, che è sempre piacere ascoltarli perché ci portano informazioni. Ascolti, io purtroppo ho avuto una ventina d'anni, 25 anni fa, la perdita di un cognato di 32 anni, un incidente sul lavoro fulminato da 20.000 volt. Però vedo che non è cambiato nulla. Anche a quel tempo i sindacati hanno detto non abbiamo persone sufficienti per controllare, per fare. Sono passati tanti anni e è il solito discorso. Ma io a volte mi domando una cosa, anche questi controlli, non ci vogliono mica 100.000 persone? Hanno fatto 2 palazzi di fronte a casa nostra, hanno lavorato tutti stranieri, io non so, arrivavano dei ragazzi dal Bangladesh e guardavano, slavi, mai visto nessuna controlla. Le racconto questo, signora Mirella, dopo 2 anni che hanno finito questo palazzone, che non ho capito chi ha dato l'autorizzazione da una villa a fare un palazzo da 4 piani, e allora il comune dice che la regione dice che il comune, è una vergogna. La Lega deve comportarsi molto più seria, io sono sempre leghista, però mi sta deludendo molto la regione, e Zaia non è che mi entusiasma ultimamente, sono sincero, e sono leghista dall'83. Però a parte questo, signora Mirella, quello che le volevo dire, dopo 2 anni arriva un signore che sta passando dei cavi fuori, questo ha il casco tutto attrezzato, le dico una cosa spaventosa, sembrava un palombaro,
Gli vado vicino, gli faccio, Elme scusa che ho detto indietro, è la prima volta in 2 anni che vedo uno che è proprio attrezzato a norma. Ho detto, ma io non faccio mica parte di questa, del palazzo, sai, io sono un'azienda che devo trasportare la corrente e sono tutta un'altra azienda. Praticamente questo qua che viene da un'azienda esterna che deve solo fare i collegamenti era tutto regolare. Questi del palazzo hanno lavorato 2 anni, signora, non ho visto uno col casco. La CGIL dov'era? E il palazzo di fronte che stanno facendo? Che lavorano tutti stranieri, vedete poverini come mangiano a mezzogiorno al freddo fuori lì senza caschi, senza niente, e poi ti vendono un appartamento da 75 metri quadri a 400.000 euro fatto tutto di betonata. Dov'è la CGIL? Ma te l'ha detto prima Mirko dov'era, l'ha detto prima, se tu hai seguito il segretario generale l'ha spiegato anche molto bene. Il problema è che veramente ce ne sono talmente tanti di questi appalti che non si riesce più a capire niente. Grazie Mirko, sentiamo Sandonà e poi sentiamo il segretario Bernini. Prego Sandonà che l'avevo interrotta, prego. Beh, su quello che diceva il signor Mirko, che saluto, noi in Regione per esempio abbiamo approvato nella scorsa legislatura la legge, le norme che riguardano il consumo zero praticamente nel Veneto. Certo, ci sono ancora delle zone da urbanizzare che sono state fatte dalle amministrazioni locali, però si va in quella direzione, nella rigenerazione del tessuto edilizio esistente. E se devo dirla tutta, io non sono mai stato a favore del consumo del suolo come è avvenuto nel Veneto nelle ultime decine di anni e quello che abbiamo visto. Credo che gli appalti devono essere controllati, ne abbiamo parlato anche prima, ci sono dei casi come quelli che dice lei, quindi è difficile darle torto in giro, credo che non sia neanche compito del sindacato di fare questi controlli, ma magari eventualmente segnalare nel caso in cui ci sono delle notizie di questo genere, come tutti noi cittadini abbiamo l'obbligo di fare questo. Volevo tornare sul discorso degli imprenditori. Abbiamo degli imprenditori in giro che sono prenditori, come dicevi tu Mirella prima. Ricordiamo nella ultima finale del Super Bowl c'è gente anche in giro che fa le prediche sull'ambientalismo, sul consumo, su quello che buttiamo in atmosfera. Ci sono arrivati nell'ultima finale e ripartiti da Las Vegas di Super Bowl 1100 aerei privati. 1100 aerei privati di persone che sono arrivati solo per vedere il Super Bowl e poi sono partiti. Dopo devo dire che per quel che riguarda invece le imprese venete che conosco io, quelle che fanno i controlli, quelle che sono in regola, quelle che hanno tutti i lavoratori in regola e che fanno anche i corsi, periodici per la sicurezza e che cercano di stare alle regole, a volte non riescono a stare sul mercato, e questa è la realtà, perché viene svolta concorrenza sleale da parte di imprese che invece le regole non le hanno. Allora devo correre purtroppo perché la puntata sta volando. Sandonà, sentiamo come commenta il segretario Bernini, funzione pubblica, che poi spiegheremo con l'importanza della funzione pubblica. Prego. La rabbia di Mirko ci sta, poi io mi permetto di dire no, dov'era la CGIL come quando che disemo quasi a luna e te var del deo. Dov'era la CGIL era denunciare la Fincantieri, che è una delle grandi imprese del Veneto e che è partecipata pubblica dentro ad alcune questioni sia legate agli appalti sia legate al fenomeno del caporalato. Mirko diceva io vedo tanti stranieri nei cantieri. Sì, a Fincantieri ad esempio abbiamo fatto emergere denunciandolo il fenomeno del caporalato, e quindi questo dovrebbe interrogarci, no? Com'è possibile che in un'azienda partecipata e pubblica, quindi non l'impresa multinazionale, non l'impresa estera che viene qui nel paese perché magari trova condizioni, ma un'impresa pubblica a non sapere che dentro il suo posto di lavoro, tra i tanti appalti, c'era anche il fenomeno del caporalato, cioè di quello che alle 4 della mattina va lì, prende questi poveracci che dormono in 30 in un appartamento dove noi non staremo in 4 e li fanno lavorare a pochi soldi. Dov'era la CGIL a denunciare tutta una serie di infortuni? 2 esempi. Io stavo ancora qua a fare il segretario generale a Treviso, si parlava prima di Spisal e mi spiegavano a volte gli Spisal come funzionavano i controlli. Tempo de vendemmia,
andavano davanti ai consorzi a controllare che i trattori che portavano l'uva avessero o non avessero il tettuccio che era obbligatorio. Quello era il controllo. Voglio dire, anziché chiederci dov'era la CGIL eccetera, noi proviamo a farle alcune cose, poi siamo uomini come gli altri, tante cose sfuggono, su tante cose abbiamo punti di vista che possono essere opinabili, ci vogliamo anche sbagliare. Ma non stiamo ponendo questi temi da oggi, come spiegavo prima, perché sono morti quegli operai a Firenze, perché le ricordo che un minuto dopo è morto un operaio alla Stellantis, quella che era la Fiat una volta, che prendeva tanti finanziamenti pubblici e che oggi ha preso armi bagagli ed è andata all'estero, dove è morto un lavoratore alla Stellantis che peraltro non era dipendente lì ma era in appalto da 30 anni. Cioè la manutenzione, la filiera produttiva di un sistema tu l'hai praticamente frammentato, rotto, e quindi dentro a questa frammentazione i controlli chi li fa? Abbiamo Bruno da San Biagio. Ciao Bruno. Buongiorno, saluto a tutti. Ecco, io voglio intervenire sul discorso delle ispezioni. Io ho fatto 52 anni di cantiere. Io non ho mai avuto un'ispezione a sorpresa. Che lavoro facevi? Che lavoro facevi, Bruno? Noi facevamo montaggio di impianti sfruttamento biogas, digestori, gasometri, tutto quella compagnia bella là. E ho lavorato negli anni 69, 70 fino all'80. In Italia c'erano centinaia di cantieri con migliaia di persone e c'erano meno morti di adesso. Perché la gente era formata, cominciava a 15-16 anni ad andare in cantiere. Adesso prendono 3 mesi, fa il magazziniere, 3 mesi dopo fa un altro lavoro, dopo lo mandano su impaccatura. La gente non è formata e non possono un corso di 10 ore, 20 ore. Ci vuole anni e anni per fare un po' di professionalità e dopo c'è anche un po' di resistenza da parte dei dipendenti di accettare le regole antifortunistiche. Questo bisogna avere il coraggio di dirlo. C'è tanti dipendenti che bisogna fare. Io ho fatto capocantiere per diversi anni, ho dovuto fare delle guerre per imporre la cintura, gli occhiali, le scarpe, il letto. Non ce l'hanno tutti, perché tutte le ditte li consegnano a tutti. E quando non li vedi su che non le portano è perché non vogliono portarle. Quello è un problema. E dopo il problema dei controlli. Non si può in 50 anni non avere mai... Sapevi sempre un giorno o due prima che arrivavano. Cosa servono? Non servono a niente. Puoi farne 10.000, 100.000 in più. Ma non serve a niente. Grazie e buona giornata. Guarda Bruno, ti ringrazio di questa telefonata, veramente grazie. La voce del popolo vorrebbe essere ascoltata molto di più. Ecco, questo operaio che sa di cosa parla e che dice in 52 anni non ho visto un controllo, segretario. Se noi facciamo anche il calcolo di quanti sono gli addetti Spisal, pur dentro una leggera implementazione rispetto a quel protocollo che sottoscrivemmo con la Regione Veneto, perché poi siamo ancora ben distanti da quei numeri lì. Però voglio dire, è da un lato impossibile esercitare i controlli. Poi c'è un altro tema sul quale voglio dire con grande rispetto anche qua opinabile. Chi fa i controlli deve essere un soggetto autonomo da tutta una serie di altri soggetti o rischiamo anche qui che il controllore è a sua volta controllato? Perché questo è uno dei grandi temi che abbiamo verificato anche in questi anni. Lo dico perché io dico sempre, faccio sempre la battuta, i lavoratori non sono eroi, gli eroi esistono solo sui fumetti. La gente ha bisogno di lavorare, spesso dentro al ricatto del lavoro o ti mangi sta minestra o c'è la fila fuori, accetta di mangiare quella finestra, ma c'è un punto vero che è emerso ad esempio in materia di controlli. Basti ricordare il tema dei PFAS nel Veneto, con l'ARPAV che a un certo punto negava il problema sulle province di Vicenza, di Treviso e di Padova, salvo poi essere costretta a certificarli quei dati. E come mai l'ARPAV era indotta tramite la sua dirigenza a non dire questi sono i dati e quindi prima viene la salute delle persone e poi viene come dire, il carico da 90 che ci arriva da qualcuno, voglio dire, in regione che ci sollecita a star buoni. Idem sul lavoro, perché io ho fatto l'esempio prima, se tu mandi l'ispettore dello Spisal davanti al consorzio in tempo di vendemmia a controllare se i trattori hanno il tettuccio o no, vuol dire che quelle persone hanno avuto un'indicazione, non disturbare più di troppo
quelle persone lì, ma poi anche in agricoltura dov'è che muoiono? Nei campi, no, davanti ai consorzi, a meno che non gli faccia l'incidente. Sandonà, prego. Ma il lavoro è sempre lavoro e ci sono, quello che abbiamo detto prima, ci sono lavori che sono pericolosi di per sé, magari a volte non ci si rende conto che è così pericoloso. Adesso porto l'ultimo esempio del lavoro sui campi nel trattore. C'è il contadino che magari per 40 anni, 50 anni ha fatto sempre lo stesso lavoro e il giorno in cui succede un imprevisto, una casualità oppure si distrae, si rovescia il trattore e rimane schiacciato. Sono stati incidenti anche recenti di questo tipo, ma ripeto, il tema è certamente la sicurezza sul lavoro, che sta, a mio modesto parere, sta comunque aumentando nelle nostre aziende, da parte delle aziende cosiddette serie, ma anche il tema è quello che dopo le aziende devono rimanere nel mercato, cioè un certo numero di costi, una certa quantità di costi che va a incidere sul costo della produzione, certe aziende rischiano di rimanere fuori e allora si arriva sul tema degli appalti, dei subappalti, quello che diceva adesso il segretario, addirittura del caporalato, perché si è riscontrato anche questo, che è un fenomeno anche abbastanza recente, che si riscontra soprattutto nel reclutamento di alcune persone che fanno parte di comunità straniere, che lavorano esclusivamente, diciamo, tramite questa modalità di reclutamento. L'abbiamo visto anche nelle denunce che sono state fatte, ma anche poi sono trovate anche riscontri nelle indagini sul caso, per esempio, Fincantieri. Però chiediamoci anche perché poi alla fine, se la Fincantieri riesce a costruire una nave, a farla in una certa maniera e a stare anche poi sul mercato ed essere competitiva sul mercato. Anche questo è un tema che riguarda il lavoro, perché poi se non c'è lavoro, diciamo, non tira neanche l'economia e non riusciamo poi a dare delle risposte poi ai lavoratori. Ecco. Sì, però Sandonà, Bruno da San Biagio ha detto una cosa molto importante. Bruno ha detto una cosa importante, la formazione. Vogliamo capire che adesso ci accorgiamo che non abbiamo fatto formazione in tempi non sospetti, ma adesso ci accorgiamo che mancano saldatori, mancano meccanici, mancano dappertutto. Ma prima dov'erano? Una volta questi capitani di industria con la quinta elementare, e devo ringraziarli, ricordo sempre il grande Del Vecchio, che forse anche poca politica è andata al funerale, ecco, l'ho trovato scandaloso, ha investito nell'operaio, nell'azienda. Quando aveva degli utili, li investiva nell'operaio. Una volta questi capitani di industria investivano nella persona, facevano le case per gli operai e insegnavano a lavorare. Qui siamo andati nella luna e siamo fermi perché non c'è stata formazione. Perché non c'è stata formazione? Perché nessuno voleva investire nella formazione, questa è la verità. È inutile che giriamo il cerino, non è stata investita nella formazione. Allora abbiamo pochi ragazzi, poca formazione qua, adesso si inizia, ma prima che si formino, come dice Bruno, ci vuole del tempo, ci vogliono anni per imparare. Non è che tu inizi oggi e domani sei pronto e poi cambi lavoro, perché abbiamo visto cosa sta succedendo col precariato. Io ho avuto dei ragazzi e ho detto: Mirella, io non so più cosa faccio perché ho già il quarto lavoro che cambio. Capite che non è così proprio chiara la situazione, perché qualcuno non investe, questa è la verità. Vladimiro da Rovigo, adesso abbiamo Rovigo in linea, vai Rovigo. Ciao, grazie Mirella. Mi permetto con tutto il rispetto di contestare quel conto che ha affermato Mirko. È sbagliato proprio completamente il discorso, cioè se mi vedo che ci sono di operai che lavora, che non si in regola, no? Proprio visibilmente. Eventualmente mi chiedo, ma dove sei quei che lavorano negli uffici pubblici che deve fare il suo controllo, l'ufficio statale, regionale, quel che è? Dove sei? Sei al bar o stai lavorando? Se mi passo e vedo che ci sono delle persone che sono chiaramente degli immigrati, magari non in regola, magari chi sta facendo lavorare sfruttandoli anche, mi chiedo, ma qua dove sei la polizia locale, carabinieri, polizia di Stato che passa, che vede quello che vedo me, che capisce
magari ecco, non dico fermarsi, ma segnalare, guarda che là che c'è un cantiere, che lei è fuori regola, che è a dir poco, no? Ma soprattutto quando Mirko ha chiesto al sindacalista ma dov'era la CGIL, e il sindacalista poteva chiedere ma Mirko, e te dove gerito? Cioè nel senso che non ho neanche ammesso che un cittadino che passa, vede quello che non è in regola, si permette non di essere lui a segnalare, ma di dare la colpa ad altri, cioè i cittadini siamo noi altri, cioè anche gli altri che abbiamo il dovere, il diritto, il dovere, la coscienza di segnalare alcune cose. Purtroppo, e passo un altro argomento ma sempre legato, io ho lavorato 7 anni come operaio in ferrovia a cambiare le rotaie, i binari e via parlando, 6 anni come macchinista. Purtroppo tra i tanti motivi è diffuso anche tra noi altri lavoratori la tendenza di lasciare un po' correre il discorso della sicurezza, di non applicare a nostro vantaggio e tutto quello che ne può rendere più sicuro il lavoro, perché a volte appunto rompe palle avere addosso indumenti, perché ti devi stare 2 o 3 minuti in più a fare la lavorazione via parlando. Cioè lei è anche è anche una questione di cultura e di coscienza. Molto chiaro, Vladimiro, devo correre perché sono quasi in chiusura, la puntata è volata, vi ringrazio veramente. Segretario, c'è un po' di superficialità anche da parte degli operai, ecco, di questa persona che non capisce l'importanza della sicurezza, bisogna dire che è anche vero. 2 battute. Prima, una delle richieste della CGIL, non me ne vorrà Sandonà, qual è stata lunedì? Che i contratti e il codice degli appalti che riguarda tutti gli investimenti nel privato devono rispondere ai medesimi meccanismi previsti per il codice dei contratti pubblici, che è maggiormente, come dire, tutelante anche rispetto ai controlli e blocca esattamente quella catena di subappalti. Questa era una delle richieste sulle quali il Ministro dei Trasporti, diciamo così, non ascolta. Ecco, io credo dovrebbe ascoltare un po' di più i territori e tutto il sistema e non solo un pezzo che interessa a lui. Il secondo, i controlli non sono tutti a carico del pubblico, attenzione, a volte si dice i tempi si allungano, esatto, nel pubblico, per i controlli e per tutte ste robe qua, ma non sono tutti a carico del sistema pubblico, ma chiama in causa appunto il sistema delle imprese. L'ultima battuta, che diceva siamo in chiusura, diceva e ha richiamato più volte il consigliere il tema della competizione, e qua sta uno dei temi io dico. La competizione è anche il diverso distribuzione del lavoro, no? La famosa globalizzazione del sistema e dell'economia, troppo anche della finanza, ci porta a fare i conti con dei meccanismi ai quali oggettivamente fino a 20 anni fa non eravamo del tutto preparati. Un conto è parlare dei cosiddetti capitalisti benefattori del vecchio, o se andiamo a ritroso nel tempo, no? Il famoso Alessandro Rossi, la Marzotto, che aveva capito bene che se non volevano alimentare il conflitto tra gli operai e tra le persone che lavorano, dovevano in qualche maniera investire e garantire una serie di servizi, altrimenti c'era il conflitto. Altri che sono venuti dopo, non me ne voglia, e prendo ad esempio un altro trevigiano che faceva tessile ma poi ha fatto dell'altro, lei ha richiamato la triste vicenda del ponte Morandi, è stato tra i primi a terziarizzare, vi ricordate veri i terzisti? I zaini, le magliette eccetera, ne faceva mia in fabbrica lì a Ponzano, no, veniva redistribuito tra tante casalinghe nel Veneto che si autosfruttavano per fare i zaini per conto terzi Benetton. A quelle la sicurezza non gliela faceva nessuno, quindi non è poi vero che una volta si era più sicuri. Io temo che il tema della competizione è uno dei grandi temi per i quali gli investimenti vengono meno. Qui gli imprenditori trevisani una trentina d'anni fa, o forse meno, andarono a Timisoara, il secondo distretto di Treviso, non so se Sandonà si ricorda, a fare il congresso dando un messaggio: guardate che se vado lì la manodopera e i costi che qua mi si chiede di sostenere, inclusi quelli sulla sicurezza, sono minori, una sorta di ricatto anche per il territorio. Io penso, e chiudo, che ci sono dei temi che vanno rimessi, come dire, al centro della discussione, e penso, non me ne voglia nessuno, sui temi della salute, dentro al quale c'è anche il tema sicurezza.
Sui temi dell'istruzione, sui temi dei beni comuni, forse ora è tempo di dire fermi tutti, su quella roba lì, sanità, salute, sicurezza, istruzione, forse è bene togliere il tema della sicurezza, forse è bene anche dire a chi viene dall'estero che non può venire qua pensando di pagar meno o di trovare maggior precarietà o diciamo di fare altre operazioni di quelle mordi e fuggi, imprese che hanno, vi ricordatevelo, gli oneri di urbanizzazione, cementificato, diceva prima Sandonà, zone artigianali, zone industriali in ogni comune, no? Anziché localizzarle, voglio dire, laddove servivano, salvo poi aver cementificato, fatto a sua fabbrica, fatto il profitto ed essersene andati. I temi sono tanti, credo che su salute e sicurezza il tema della competizione dovrebbe essere un tema messo al centro dell'attenzione, dicendo su ste robe qua la competizione non c'è, servono le regole. È anche vero però, segretario, che loro andavano a investire, come ha detto lei, in altri paesi vicini perché costava molto meno la manodopera, ma il prodotto che arrivava lo pagavamo lo stesso prezzo, non era che il prodotto diminuiva. Perciò avete capito che i prenditori erano proprio prenditori. Gli mettevano il logo despresiano, ma le cose le facevano in Bangladesh e le facevano dove Sveglia Veneti, sveglia Veneti. Sentiamo chi è in linea. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Andrea. Buongiorno Andrea, prego. Io questo discorso qui lo conosco perché ho la mia vera età, ho 78 anni. Prego. Pronto, mi sente adesso? Sì, benissimo. Sì. Io ho 78 anni, ho cominciato a lavorare a Murano nelle vetrerie a 10 anni, sempre in nero. Il nero è sempre esistito. Ha poco a dire i sindacalisti così, è sempre esistito e in Italia purtroppo sempre ci sarà. C'è troppa speculazione, troppi vantaggi per le persone che non vengono ingaggiate sono svantaggi, ma per i dirigenti sono vantaggi. Purtroppo è una brutta cosa questa in Italia. Ci vorrebbe come un numero messo per televisione. Chi conosce dove c'è un lavoro in nero, telefonare. Dai quanti telefoneranno. Questo è il fatto. Siccome che pure io avevo fatto qualche telefonata, ma siccome che non conosco nessuno dove devo rivolgermi, cosa devo fare? Comunque, grazie Andrea, molto chiaro anche Andrea, penso che più chiari di così, ci si può rivolgere, basta chiamare anche la polizia municipale, non è che devi chiamare chissà cosa, poi ognuno ha le proprie competenze. Sentiamo come risponde, come commenta Sandonà, ecco questo mondo del lavoro che va rivisto, ecco questa funzione pubblica che è importantissima, va rivalutata, ecco diamo veramente valore a questo operaio che è l'ultima catena, avuto fargli a oggi un operaio, ma pensate la spina dorsale del paese, ma vi rendete conto? Questa mia sposare un operaio come che fosse, ed è la spina dorsale, l'artigiano, pensate alla creatività, spario tutto. Da parte di chi? Danno colpa alla burocrazia? No. Alle tasse? No. Hanno colpito la fascia produttiva, hanno colpito la spina dorsale del paese. Adesso ne vedremo delle belle. Prego Sandonà. Faccio anch'io 2 o 3 battute, no? La prima sono d'accordo completamente con te Mirella. La fortuna, voglio aggiungere, la fortuna di tanti imprenditori anche nel Veneto, soprattutto nel Veneto sono state proprio le persone, coloro che hanno fatto le grandi aziende in Veneto. Si ricordava del vecchio mica è andato a produrre non so dove, è andato a produrre in una certa zona del Bellunese dove c'erano anche lavoratori di un certo tipo e sono stati anche in parte la fortuna dell'azienda. Poi l'azienda chiaramente ha investito anche nel welfare aziendale, quello che si chiama adesso welfare aziendale, dove ci sono imprenditori anche lungimiranti che stanno facendo asili, danno la possibilità a chi far figli, danno dei premi ulteriori a chi fa figli, perché quello è il futuro. Stanno venendo meno gli operai perché non abbiamo più figli, non abbiamo più persone. Il grande problema di questo paese e del Veneto è la mancanza è la natalità che è a livelli bassissimi. Ecco, anche questo è un altro grandissimo tema. Poi devo dire, le aziende alla fine comunque devono stare sul mercato
per garantire un prodotto che poi sia vendibile e sia vendibile a un prezzo diciamo, che stia sul mercato. Questo è un tema fondamentale. Ecco, per ultimo voglio fare una battuta invece sull'imprenditore prima che si diceva che terziarizzava, no? 30 anni fa, 40 anni fa, terziarizzava il suo prodotto all'interno diciamo, del nostro tessuto produttivo, che è stato gran parte, anche questo, parte della sua fortuna, anche delle sue idee. Però poi io ieri ho preso il Corriere della Sera e ho trovato 2 pagine di intervista del figlio dell'imprenditore che dice: ma guardate, io sto facendo impresa, sono lungimirante, eccetera. Sul discorso del Ponte Morandi c'entro praticamente nulla o quasi, perché lì sono stati i manager, è stata una fase dolorosa, eccetera, eccetera. Però i dividendi, gli utili dell'azienda poi gli sono serviti, no? Non è che era figlio di uno che parte da zero, diciamo, ecco. Anche queste sono riflessioni che dobbiamo fare, perché poi i manager sapevano, ma sapevano anche la proprietà. Aspetta, Sandonà, parliamoci chiaro, I manager sapevano, ma era stata informata anche la proprietà, perché bisogna dire quella che è la verità, perché la storia è storia. Allora, dobbiamo anche chiudere, perché purtroppo, come chiudiamo, segretario generale? Qual è l'appello che vuole fare? Perché qui abbiamo parlato di operai, però parliamo anche di questi CEO che prendono una montagna di soldi e l'operaio non prende niente. Ma se l'operaio non lavora, il CEO non prende tutti questi soldi. Cioè, vogliamo anche capire, di rivalutare questa figura fondamentale che è l'operaio. L'operaio, io lo dico da tanto tempo, guardate che sono figure preziose, l'operaio, l'artigiano, il commerciante. O sbaglio, segretario? Rivalutiamo? Bisogna rivalutare l'insieme, l'intero mondo del lavoro, che ha conosciuto delle trasformazioni importanti anche nel Veneto. L'Inveneto era una regione, è a tutt'oggi una regione a trazione industriale e manufatturiera. Oggi stiamo vedendo che i servizi stanno mano a mano sostituendo, il cosiddetto terziario sta sostituendo quello che una volta, diciamo, era l'industria ed era la manifattura. Insomma, se penso alla manifattura, a tutto il tessile, cosa è significato per lo sviluppo di intere comunità nel Vicentino e nel Trevigiano, e non ne è rimasta traccia. Oggi l'ultima grande città del tessile in Italia è Prato, dove il 90% voglio dire degli imprenditori di Prato peraltro non sono neanche gli italiani. Io penso che bisogna rimettere al centro il tema del lavoro, riconsiderare quei temi di cui dicevo prima, ma la competizione fa bene spesso a chi fa profitti, fa meno bene ai tanti che pur lavorando si trovano con retribuzioni che non gli garantiscono un minimo di vita dignitosa, e poi scelgono quello che diceva l'ultimo ascoltatore, il nero. E poi c'è tutto il tema che concordo, noi non ci stiamo interrogando a sufficienza sugli aspetti demografici che riguardano il Veneto, l'Italia, ma l'Europa nel suo insieme, e purtroppo, lasciatemelo dire, trovo una discussione che credo interessi il 2% della popolazione italiana e veneta. Cosa farà questo domani, se presente europeo, non so presentano? È una discussione certamente che interroga i militanti o chi si occupa di politica in maniera attiva. Bisognerebbe ricominciare, come dire, dai fondamentali. Dove la competizione serve, dove bisogna ripensare il sistema, dove bisogna mettere delle regole, lasciatemelo dire, anziché ogni volta prendercela con l'Europa, come rafforziamo l'Europa, non quella, uso anch'io gli slogan, dei mercati, ma un'Europa politica che diventa più forte, perché guardate che gli Stati Uniti d'America da un lato, i paesi dell'est dall'altro, o noi cominciamo a farci Europa anche nel pensiero, altrimenti noi staremo stritolati anche per questioni demografiche. Vedo lì un video e chiudo, vedo Gentilini, che è stato un sindaco, come dire, famoso della Lega. A me ha sempre fatto sorridere una cosa: ero segretario della funzione pubblica a Treviso. Gentilini è quello che esternava
via gli immigrati, via i panchine, spararghe come le protti, e io in quegli anni, siamo i primi anni 2000, studiavo il sistema di sviluppo, il sistema comunale, e Treviso era, Treviso e Provenza, la realtà veneta che investiva di più sull'immigrazione, sul sociale, sull'integrazione, sulla scuola e su un sistema che permettesse a quelle persone, per dire quanta differenza c'è tra una narrazione esterna e una necessità politica che a volte il territorio ti mette nelle condizioni di discutere e di fare delle politiche serie. Allora sentiamo anche Luciano Sandonà come ci saluta, che appello vuole fare anche lui. Ecco, perché io volevo parlare di una politica, ma penso che ne abbiamo già parlato e ne abbiamo sentito abbastanza. Parliamo dei temi che interessano le persone, avete sentito le telefonate, hanno chiamato dappertutto questa mattina, sono altri temi: salute, sicurezza, povertà, lavoro, questi sono a scuola, questi sono i temi, infrastrutture, ma quelle che servono, non quelle che servono. Sandonà? Beh, adesso devo rispondere a quello che ha detto il segretario della CGIL, ma Gentilini fa riferimento a un altro tipo di immigrato, all'immigrazione di quell'epoca che in certi casi non rispettava le regole, erano immigrati e abbiamo ancora i problemi in giro per le nostre città. Se vuole facciamo un giro per la stazione di Padova o in qualche altra zona, la stazione dei treni di Padova o in qualche altra zona che è ancora franca, nonostante l'impegno, diciamo, delle forze di polizia, eccetera. Il problema c'era all'epoca in Treviso, è stato in parte risolto con anche quel tipo di azioni che potevano essere magari provocatorie, ma ha fatto emergere, diciamo, un'esigenza. È chiaro che la nostra società è cresciuta anche nel corso degli anni con l'apporto fondamentale di un certo tipo di immigrati, che sono una buona parte dell'immigrazione, che sono quelli che stanno alle regole e che hanno contribuito anche al nostro prodotto veneto. Questo senz'altro. Volevo fare un riferimento ancora al tema della natalità e al tema della demografia, che non è stato lanciato a sufficienza, anche se i sindacati, le associazioni di imprenditori sono quelli che hanno lanciato l'allarme. Io ho visto uno studio della CISL, cosa sarà il Veneto fra 20, 30, 40 anni, ed è drammatico. Ma dobbiamo riprendere a fare figli, dobbiamo riprendere a investire sulle famiglie. Purtroppo da una certa parte della politica questo viene visto come fumo negli occhi e ci trova a volte difficoltà. Voglio chiudere che fare figli con 1.200, 1.400 euro. Certo, dobbiamo quindi investire abbiamo Valeri da Sessalto, è l'ultima telefonata, devo salutarvi perché ho già forato, ma Valeri va ascoltato. Vai Valeri. Sì, buongiorno signora Miguella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Ecco, mi rivolgo a lei assessore, consigliere. Ecco, complimenti intanto come gestite la Regione Veneto. Ecco, andiamo sul terzo mandato. Ecco, Zaia è stato un grande presidente della provincia, Zaia è stato un grande presidente della Regione Veneto, però la democrazia è fatta di alternanza. Ecco, io dico, se ho letto anche sui giornali che dice lui non farà più politica, ma se ha tempo ancora di fare politica c'è spazio per fare parlamentare europeo, per rimanere in Regione, per andare a Roma e per dare sempre la sua esperienza più avanti e dare altre cose. Però il terzo mandato io sono contrario anche per i sindaci, specialmente l'avete messo per i comuni piccoli. Tanto per i comuni piccoli, perché si creano le piccole caste e non li butta via più nessuno. Lo dice uno della Prima Repubblica, ha capito? Una volta, si immagini, Sandonà le dico una cosa, qui noi una volta avevamo un democristiano che era stato il democristiano, a un certo punto non lo voleva più. Cosa ha fatto lui? Siccome che è tanti anni che governava, si è fatto una lista civica e ha battuto tutti. Questa non è democrazia. Allora io dico, Zaia è un grande presidente, è stato un grande presidente della provincia, presidente della regione, però il terzo mandato non sono contrario. Si immagini, se lei fosse sindaco, se in 10 anni non è capace di trovarsi vuol dire che lei ha fallito anche come sindaco. Volevo una risposta, buongiorno e grazie, buon lavoro. Vediamo se riesco perché sono proprio in ritardissimo. Sandonà, veloce. Intanto saluto il telespettatore, lo ringrazio anche per le belle parole. Certo, la sua
è un'opinione importante. Attualmente la legge non prevede il terzo mandato. Noi diciamo, è la gente che chiede a Zaia di rimanere in Regione Veneto. Il mio parere personale è che poi quando non ci sarà più lui, perché verrà anche il momento in cui non ci sarà più il Presidente, lo rimpiangeremo molto a lungo, perché un Presidente come Zaia non si trova in giro. Allora dico semplicemente, ecco, cerchiamo di dare spazio anche ai giovani, che ne abbiamo tanti di bravissimi. Anche per i parlamentari e per i consiglieri regionali, mettiamolo per tutti il limite. Va bene, abbiamo sentito anche Sandonà. Segretario, come ci saluta velocissimo? Sulla questione dei mandati? Come vuole, ci saluti come vuole, segretario. In CGIL abbiamo 2 mandati. Io quando ho finito il mandato o cambio incarico o rientro al posto di lavoro. Ha i suoi pro e i suoi contro. Io sono per i 2 mandati anche in CGIL, quindi parlo anche per me stesso, perché penso che ci sia bisogno, e perché uno dopo che ha fatto per 2 mandati un proprio incarico ha bisogno di trovare anch'esso stimoli, al netto del fatto che condivido un aspetto, non è in discussione. Zaia è stato è un abile politico, è stato un amministratore molto apprezzato, l'abbiamo visto, insomma, è una persona molto apprezzata, ha caratteristiche diverse, lo dico con grande schiettezza, da quelle che aveva Galan, 2 robe completamente diverse, apprezzo molto di più il modo di Zaia. Sul terzo mandato anch'io ho un punto di vista diverso, poi se la sciogliessero a Roma, perché tanto mi pare di capire che c'è chi chiede una cosa e c'è chi, sfruttando, voglio dire, il vento del momento, vede il terzo mandato col fumo negli occhi. È un problema che lascio chi vivrà, con tutta franchezza, vedremo cosa succederà. A chi sta lì. Fa anche rima, chi vivrà vedrà, vedremo cosa succederà. Grazie anche a questi ospiti. Saluto Ivan Bernini, segretario generale Funzione Pubblica CGIL Veneto. Grazie segretario, grazie anche a Luciano Sandonà, consigliere regionale Lega di Zaia. Allora Darè, sarà espulso Sandonà? Chi? Darè? Guardi, io spero proprio di no, perché Tony Darè è una bandiera del nostro partito. Dopo anche noi abbiamo delle regole, quindi quando si supera un certo limite in quello che viene detto, bisogna valutare bene quello che ha detto, che io ho letto di virgolettati sull'intervista di Repubblica, bisogna valutare bene se ha detto realmente quello che è stato riportato dal giornale. Grazie a Luciano Sandonà, mediatore, non c'è niente da fare, guardi, ecco, sorride perché io lo conosco, ecco, lui è per mediare, per la pacatezza e la tranquillità, questo bisogna dargliene atto. Grazie Sandonà, grazie a Bernini, pubblicità. Altri 2 graditi ospiti, abbiamo in presenza Franco Bonesso, sindaco di Trevignano, primo mandato civica, grazie sindaco di essere qui. Grazie, buongiorno a tutti. E abbiamo collegato anche da Treviso Giacomo Colladon, presidente MOB, Mobilità di Marca. Buongiorno Presidente, è un pezzo che non ci sentiamo. Buongiorno Presidente, vedo che va sempre peggio, no, sempre meglio. Ma quello che mi rammarica, Presidente, lei mi conosce da tanti anni e avevo fatto delle proposte qui, ma che farò anche prossimamente, che sarò ascoltata dagli addetti ai lavori, e parlo di tribunali e di procure. Allora, la mia idea è questa, poi vorrei sentire anche cosa ne pensa il sindaco Bonesso. Allora, io direi che questi minori che compiono i reati parlo, allora al mattino vanno a scuola accompagnati dai genitori, che se li rivanno a prendere quando è terminata la scuola, oppure delegano chi vogliono per andargli, e se li portano a casa, e poi nel pomeriggio facciamo fare 2-3 ore di sport, scelgano loro la disciplina, quella che vogliono, 2-3 ore di sport accompagnati dai genitori, e vanno a riprendersi dai genitori o i loro delegati, perché io non ne posso più, e lo dico anche al sindaco Bonesso, che un manipolo, perché alla fine non sono tantissimi rispetto a quelli che si comportano bene, abbiano scaccomato con i sindaci, con le forze dell'ordine,
con voi, con i pensionati che hanno paura di prendere i mezzi di trasporto, con le ragazze che hanno paura di prendere. Non ne posso più, Presidente, bisogna fermarli. Allora, visto che un minore, qua il sindaco mi darà ragione Bonesso, non può essere lasciato solo per 3 ore, massimo 3 ore con i nonni, se lo sapete ve lo dico io, ma l'ha detto anche l'avvocato sabato che ho interpellato per farvi capire che ho ragione. Ecco, se li vanno a prendere, se li portano a casa e al pomeriggio mettiamo a fare disciplina sportiva, li stanchiamo. Cosa dice il sindaco? È un po' complicato. Certo è che la situazione è preoccupante perché sono pochi e una volta ci sarebbe stata anche una emarginizzazione da parte del gruppo, no? Di chi si comportava male, no? Oppure c'erano delle autoregolamentazioni che adesso non sono più né consentite né politicamente corrette, no? Quindi mi viene in mente il militare, c'era il nonnismo in cui in qualche modo la caserma si autoregolamentava, no? E anche adesso con i giovani è chiaro che quando qualcuno offende gli altri non rispondono e soprattutto c'è tanti che giustamente non reagiscono perché alla violenza non bisogna reagire e questo comporta però dover mettere in atto troppe politiche di controllo, telecamere, forze dell'ordine che sono sempre, nonostante viviamo in un territorio molto tranquillo da un punto di vista dell'ordine pubblico, però sono insufficienti per poter controllare anche questi fenomeni in maniera puntuale. Allora, Presidente Coladon, cosa ne pensa della proposta che farò? Allora, io dico una cosa, dico che mancano i genitori in questo momento. I genitori non ci sono più, i ragazzi vanno a casa, magari non li trovano e se li trovano non gli danno quell'educazione che mio padre mi ha dato. Allora, se i ragazzi trovano a casa delle persone che gli credono in tutto e per tutto, questo e non danno l'educazione, devono anche spiegare ai genitori che ci sono delle regole. Io parlo di trasporto pubblico. Le regole del trasporto pubblico sono semplicissime. Sono quelle che noi portiamo 30 milioni di passeggeri all'anno e ovviamente la stragrande maggioranza si comporta in maniera educata, paga il titolo di viaggio e quindi ovviamente questi sono una minoranza che vanno comunque puniti perché non si può sempre pensare a una tirata d'orecchi. Basta con la tirata d'orecchi. Qualche comandante di Carabinieri ha fatto una proposta di anticipare a 12 anni il reato penale per i minori e questo è sicuramente una buona idea. Qualcun altro ha detto mettiamoli qualche giorno nei servizi socialmente utili, anche questa è un'altra buona idea. Basta con tirate d'orecchi, perché le tirate d'orecchi non servono a niente. Queste persone che sono individuate, noi sappiamo l'INE, sappiamo gli orari, sappiamo le autostazioni e quindi abbiamo fatto degli investimenti sulla sicurezza. Noi abbiamo bisogno che la gente monti in autobus e non abbia paura di montare in autobus. Per questo abbiamo messo delle guardie private, ne abbiamo in esercizio sia nelle autostazioni che sulle linee, stiamo cercando di mettere degli dispositivi a bordo di mezzi che danno sicurezza all'utenza perché la nostra priorità è quella di dare ovviamente all'utenza e ai nostri dipendenti la massima tranquillità nel salire in autobus e nel fare il proprio lavoro. Allora andiamo a vedere questo servizio Mom Autisti Shock, andiamo a sentire e vedere. Si trovano questi ragazzi che ti dicono va, non rompere perché tanto qui tra poco comanderemo noi, oppure ti rispondono ma io chiama pure i carabinieri perché tanto non mi fanno niente. Cioè queste cose qua non devono esserci, non devono esistere. Paolo Minet è segretario della Faesa Cisal, ma soprattutto autista su una delle linee più calde della Marca, la Conegliano-Pieve di Soligo, finita diverse volte al centro della cronaca anche di recente. Il fenomeno dei baby bulli c'è e uno dei fattori, dice, è certamente culturale. Quelli che appunto diciamo tra virgolette minacciano e ti dicono stai zitto che qui tra un po' comanderemo noi,
non sono ovviamente gli italiani. Questa roba qua la sentiamo spesso. Un giorno mi è capitato anche a me in stazione a Conegliano, che là al Biscione, e ho visto un gruppetto di ragazzini che stavano rovinando delle aiuole sopra le terrazze lì, che sono vicino alla biglietteria della MOM. E appunto gli ho detto: ma cosa state facendo? E loro mi hanno risposto proprio così, mi hanno risposto: tu stai zitto che fra poco comanderemo noi. Nel frattempo, sul bullismo in generale le amministrazioni locali si interrogano. Alcuni comuni stanno chiedendo di rendere strutturali i lavori socialmente utili, ma potrebbe non bastare. Da Pederobba parte una proposta netta. Non è più una questione di baby vandali, è una questione di vandalismo, è una questione di delinquenza e va trattata come tale. Venerdì sera abbiamo ospitato a Pederobba un convegno in cui il capitano dei Carabinieri di Montebelluna e il comandante Ferraiuolo ha proposto l'abbassamento della punibilità penale alla soglia, appunto dalla soglia in cui è oggi posta. Io credo sia una proposta ragionevole. Insomma, non solo prevenzione ma anche punizione. A monte bisogna però saper distinguere da caso a caso, così a Roncade. Non è tutto disagio giovanile. Credo che forse anche il periodo del Covid sicuramente da questo punto di vista non ha aiutato, però c'è una sorta, diciamo, di clima, una sorta di percezione di un'impunità diffusa. E sono d'accordo, impunità diffusa. Facciamo la punizione, ma che punizioni ci sono? Sindaco, come commenta questo servizio che mi aveva detto che non aveva visto e le parole di questo autista? No, naturalmente va tutta la nostra solidarietà agli autisti. Credo che un'azione più energica rispetto alla punibilità potrebbe essere un deterrente significativo. Può anche essere un ragionamento di servizi sociali, questo sì. È chiaro che però queste cose vanno pagate, perché alla fine anche all'interno dei comuni per gestire un servizio del genere ha bisogno di operatori formati, perché altrimenti non c'è la rieducazione, perché l'obiettivo della pena, ricordiamoci sempre, che non è quella di punire ma di rieducare, per far capire dove sta la giustizia e invitare e insegnare a chi ha commesso un fatto illecito che non lo deve fare più, insomma, e redimersi. Ecco. E anche questo aspetto, o ci sono dei finanziamenti oppure diversamente è impensabile che un comune medio piccolo o anche grande, se non ha del personale formato per poi poter svolgere questa cosa, non porterà frutti. Presidente Coladon, come commenta le parole del sindaco Bonesso? Ma io sono d'accordo, nel senso, l'ho detto anche prima, no? La tirata d'orecchi non serve più, bisogna fare qualcos'altro. Il comandante di Montebelluna ha detto una cosa giusta: bisogna diminuire l'età del reato penale anche per i giovani a 12 anni, bisogna capire che coloro che rompono un vetro dell'autobus oppure insultano un autista oppure minacciano un'autista donna non possono passarla liscia, devono in qualche modo pagare, e devono pagare. Io non dico di andare in prigione, però avere almeno la possibilità di metterli in lavori socialmente utili, questo sicuramente sì. Allora ne parliamo di questi lavori socialmente utili, Presidente, anche Sindaco Bonesso. Cosa sono questi lavori socialmente utili, Sindaco Bonesso? Ma allora, ci sono delle attività sociali in cui si possono fare alcuni lavori. Per esempio noi d'estate abbiamo un progetto fatto con la cooperativa che ci segue, il progetto Giovani, e insegniamo e chiediamo delle ore di volontariato ai giovani, però viene fatto attraverso una cooperativa formata, eccetera. Poi ci può essere l'aiuto degli anziani, però alla fine non è che allora, le prigioni hanno un costo importante, anche tutti questi progetti hanno costi importanti, perché bisogna fare in modo che questi ragazzi siano seguiti. Poi di lavori ce ne sono tanti, solo che è semplice dire, come quando
c'era il problema dell'integrazione degli immigrati che arrivano, sì, bisogna farli lavorare, sì, oggi per lavorare giustamente c'è un grosso problema di sicurezza e la sicurezza presuppone formazione, presuppone dei tutor che ti aiutino a cominciare e va organizzata, quindi è un bel modo, però deve essere assolutamente strutturata. Ma voi, Sindaco, pensate davvero che questi bulletti, con questi percorsi rieducativi, che vuol dire consegnare anche la spesa nelle parrocchie, nei banchi alimentari, portare a passeggio gli anziani, 1 oretta, 2 alla settimana, riuscite a rieducarli? Ma voi li avete mai visti questi bulletti, che sono 4 bulletti che poi se li prendi da soli non sono nessuno, perché è il cerchio che li fa diventare grandi? Riuscite a fare questo oppure ci vogliono delle pene rieducative, ad esempio lo sport è stato inserito anche a livello nella Costituzione nel 2023, abbiamo le palestre, abbiamo i formatori, io non riesco a capire perché non volete puntare su questo. Abbiamo allenatori che sono disponibilissimi a prendere queste persone, abbiamo gli alpini, ho avuto qua il presidente che dicono noi facciamo questi percorsi e abbiamo visto dei risultati ottimi veramente, anzi i ragazzi vogliono tornare, andiamo in cerca di farci male perché non abbiamo i soldi, perché ci vuole formazione, cerchiamo di metterli dove la formazione può essere fatta e dove abbiamo delle persone già che possono fare questo. Presidente, cosa dice? No, io sono d'accordo, per esempio, di impiegarli nello sport, così alla sera sono stanchi, non rompono più le scatole. Esatto, Questo è sicuramente bravo. Però noi abbiamo gli anziani, no? Gli anziani, nessuno ci pensa agli anziani. I nostri anziani che hanno fatto il nostro paese spesso sono abbandonati a se stessi, non hanno chi va a fare la spesa, chi li porta fuori. Ma perché non usare questi signorini? Non penso serva un investimento in termini finanziari e economici importante. I nostri anziani sono spesso abbandonati, sono le persone più importanti. Ma scusa, Presidente, ma lei metterebbe un anziano a un bulletto del genere? Ma questi, ma Sindaco, guardiamo che stiamo parlando di sicurezza. Guardate che questi sono veramente pericolosi, perché non si rendono mica conto del danno che stanno facendo. Già l'anziano è fragile. Gli mettiamo anche a questo bulletto in fianco senza nessuno. Dai, Presidente, Sindaco, cosa dice? No, stavo parlando con la donna. No, dai, risponda, Sindaco. No, ma anch'io avrei qualche perplessità di affidare un anziano che ha alcune difficoltà con delle persone, con dei ragazzi che hanno commesso questi reati. Ed è per quello che parlavo prima, che se quella era la strada avevamo bisogno di un formatore che li accompagni. Se invece diciamo, bene, siccome tu hai troppo tempo libero a disposizione per fare marachelle, è meglio che ti concentri su un doposcuola di qualche tipo, ben venga anche il doposcuola se è sempre formativo ed educativo e su questo sposo la sua proposta, nel fatto che devono avere un percorso con fatica, sudore e rieducativo. Poi bisogna, perché ha detto bene con la Do, poi forse bisogna farlo fare ai loro genitori prima il percorso formativo, no? Facciamolo fare a tutti e due, così abbiamo risolto il problema. No, perché adesso non so se è successo ad altri, io sto facendo un po' di ordinanze che devo ordinare ai proprietari di cani di fare un corso per tenere il cane, no? Quando si comporta male, e forse bisogna far fare il corso anche ai genitori dei... fatto bene a dirlo. Abbiamo Irina da Bagnoli, pronto? Sì, buongiorno a tutti, sono Irina. Volevo dire che questi bulli non la smetteranno mai finché hanno assistenti sociali dalla sua parte per prendere lo stipendio. Non lo cambieranno mai, solo che devono avere pene severe e non come dice certi, devono avere pene severe, devono essere espulsi anche se sono minorenni, devono andare a casa loro, perché loro così si impadroniscono, fanno quello che vogliono e non sono mai puliti e si ingrandiscono sempre di più.
E questo è la sinistra che in televisione, poverini, sono ragazzi poverini, gli assistenti sociali che poverini, addirittura hanno aggredito i carabinieri perché stanno trasportando un marocchino a casa loro. Ma stiamo scherzando? Stiamo andando a una rovina, ed è vero che comandano loro, perché io abito un piccolo paesetto, ma sono gruppi che noi abbiamo paura. Comandano loro, noi abbiamo paura di queste persone perché sono aggressive con niente. Grazie, buongiorno. Grazie Pierina, allora andiamo a Trevignano, rissa locale, andiamo a vedere e a sentire, poi commentiamo col sindaco Franco Bonesso. Un diverbio che si è acceso al punto di alzare le mani, attimi di concitazione e violenza intorno a mezzanotte nel locale di Via Alta a Trevignano, dove la rissa è scoppiata. Non è bastato l'intervento delle persone che hanno fatto allontanare dall'esercizio pubblico i 3 uomini di origine albanese a sedare gli animi. 2 fratelli di 29 e 39 anni hanno colpito con calci, pugni e spintoni un 37enne loro connazionale. Violenza che ha reso necessario l'intervento dei carabinieri e del SUEM 118. I 3, trovati in evidente stato di alterazione psicofisica, una volta arrivate sul posto, le 2 pattuglie di carabinieri hanno cominciato a inveire contro i militari dell'Arma con minacce e spintoni. I carabinieri, dunque, nel tentativo di dividerli a fatica, hanno provveduto a immobilizzarli in modo forzato per evitare che la violenza degenerasse. Gravi le ferite inferte al 37enne da parte dei 2 fratelli, risultati poi già noti alle forze dell'ordine. Secondo le prime ricostruzioni, la rissa sarebbe scaturita per futili motivi. I 3 sono stati denunciati per rissa aggravata. Per i 2 fratelli, inoltre, è stato disposto l'arresto in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale, ma non essendo ritenuto necessaria una misura restrittiva, sono stati poi rimessi in libertà. Allora, Sindaco, cos'è che la preoccupa di più in questo momento? Perché anche le fragilità hanno tutto il diritto di uscire di casa, fra poco si aprirà questa stagione, speriamo molto bella, che è la primavera e l'estate, ecco, questi anziani che aprono le finestre, allora, tra truffe e baby gang, che sono anche poche, ma speriamo non diventino di più se li lasciano libere, cosa la preoccupa di più? Allora, su questo caso specifico, intanto c'è da dire che erano dei delinquenti che che per un periodo hanno vissuto a Trevignano e soprattutto la sera, se bevevano un po', creavano problemi, però è un caso isolato. Fra l'altro su di loro è stato emesso anche il DASPO, quindi a Trevignano non possono più rimettere piedi. Si spera. Se no basta chiamare i carabinieri e se li vengono a prendere, perché insomma quando c'è un allontanamento come in questo caso. Quindi è stato un caso più isolato che una preoccupazione diffusa. È chiaro che un caso a Trevignano, un caso a Montebelluna, 4 a Treviso rendono la popolazione un po' preoccupata. Io dico sempre intanto quando si esce si ha sempre il telefono, di chiamare le forze dell'ordine che non finirò mai di ringraziarle, perché nonostante non siano a pieno organico si danno veramente da fare. Io ho un ottimo rapporto con i carabinieri di Montebelluna e per ogni problema si fiondano senza nessun problema. Ecco, bisogna fidarsi delle forze dell'ordine e chiamare una volta per niente piuttosto che non chiamare. Sì, però vedi, il problema è che non c'è la certezza della pena, perché con grande fatica poi riescono anche ad arrestare questi individui che sono delinquenti, ma dopo mezz'ora o un'ora sono già fuori e se non sono più a Trevignano si spostano da un'altra parte. Il problema è che qualcuno in politica deve capire che deve arrivare la certezza della pena. Punto. Se non facciamo quella, noi non andiamo da nessuna parte, perché le carceri, abbiamo sentito, io ho avuto il direttore Quagliotto poco tempo fa ospite, fin là possiamo fare anche noi, ma dopo nel momento che escono cosa facciamo? Ecco, Presidente Coladon, cosa dice? È una situazione anche come personale, come siete messi? Perché una volta c'era il problema degli autisti, avete risolto il problema, come si sta aprendo questo 2024? Parliamo anche di questo. No, il problema degli autisti c'è in tutta Italia, noi in qualche modo l'abbiamo superato perché abbiamo messo in piedi delle academy
le persone che non avevano lavoro, gli abbiamo dato la possibilità di prendere la patente, insieme con Umana Forma gli abbiamo dato la formazione, hanno preso la patente, abbiamo circa 25 di questi dipendenti che arrivano dall'Academy e quindi in qualche modo abbiamo risolto il problema della mancanza vuol dire aver investito, o sbaglio Presidente? Vuol dire aver investito, stiamo investendo anche sulla sicurezza perché abbiamo 7-10 vigilantes privati che accompagnano alcune linee un po' particolari e difficili, sono nelle autostazioni negli orari più difficili, sono insieme con i verificatori perché voi sapete chiedere il titolo di viaggio adesso diventa un problema e quindi c'è la forza dell'ordine che comunque quando li chiamiamo sono velocissimi a arrivare, quindi anche questo è un altro aspetto importante. Quindi stiamo investendo moltissimo anche negli autobus che hanno dotazioni sulla sicurezza molto importanti con telecamere, panic button e tutti altri sistemi di sicurezza. Quindi stiamo investendo sulle persone e stiamo investendo sui mezzi. Sentiamo invece il Sindaco Bonesso come investirà i soldi quest'anno, il bilancio come è stato, come si è chiuso e come si è aperto. Prego. Allora, io ho una lunga esperienza amministrativa, avendo fatto il sindaco anche negli anni 2000. La situazione economica del mio comune è relativamente tranquilla, abbiamo dovuto fare solo un piccola correzione aumentando l'addizionale IRPEF, anche perché negli anni del Covid ci sono state date oggettivamente dal governo centrale tante risorse su cui sono partiti determinati progetti e poi la crisi, soprattutto quella energetica, ha fatto schizzare i costi e nel momento in cui non c'è stata più la copertura statale di questi costi, insomma, abbiamo dovuto limare alcune cose e chiedere qualche euro in più ai nostri concittadini. Non sono più gli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, soprattutto quando si pensava che l'economia andasse in maniera florida e quindi si pensava di poter far tutto. Adesso bisogna stare più attenti, essere più oculati, nonostante questo stiamo... Buon padre di famiglia, tagliare i rami secchi. Sì, forse anche di più del buon padre di famiglia, perché il buon padre di famiglia si occupa della sua famiglia, invece qua bisogna occuparsi di tante famiglie con tante esigenze. Comunque ci stiamo dedicando allo sport, abbiamo appena finito di ristrutturare la pista di atletica, adesso siamo in fase quasi di appalto per un nuovo palazzetto, una nuova palestra che avrà dei posti. È giusto che avete investito nello sport. Sì. Stiamo investendo sulle scuole, ormai le abbiamo quasi ristrutturate tutte, stiamo ristrutturando, me ne mancano 2, uno il cantiere è aperto e l'anno prossimo aprirò il cantiere nell'altra. Farà il secondo mandato, vero Sindaco? No, adesso vediamo, io ne ho già fatti 2, questo è il terzo, poi ragioneremo, anche perché è stato eletto l'anno scorso, quindi ragionerà, anche il Sindaco ragionerà, non è così scontato? No, ma allora... A me piace tanto fare il Sindaco a Bonesso. Allora, se non mi piacesse, ammesso che si possa dire piacere, no, non lo farei. È chiaro che è un servizio che si fa alla comunità, sentendo le esigenze del gruppo che ti sostiene, degli amici e quindi... La passione di fare il sindaco. Abbiamo Livio, l'ultima telefonata, veloce Livio, ciao. Livio da Padova. Velocissimo, non preoccuparti, saluto i tuoi ospiti. Io non riesco a capire perché sempre quando avvengono queste bande che sporcano, che inquinano, che commettono reati gravi, ci sia sempre rieducare. Ma qui certi giovani sono dei delinquenti, non si possono più rieducare. Bisogna dare delle pene severe e soprattutto devono pagare i danni che fanno. Io l'ho detto ancora, devono essere pagati i danni, non con i lavori socialmente utili. In denaro tutti i danni che vengono fatti da questi delinquenti devono essere pagati da loro, dalle loro famiglie. E poi un'altra cosa che mi indigna, sento stranieri che hanno ricevuto l'ordine di via
1, 2, 3, 4 volte e continuano a risiedere nel territorio. Non è possibile che ci sia un controllo, diciamo, di questa gente e che vengono espulsi. Io non lo so. Ecco. Sentiamo un po' cosa Grazie Livio, grazie, vediamo come risponde, come ci saluta Giacomo Coladon, Presidente MOB. Prego Presidente. Allora, rispondendo anch'io cosa abbiamo fatto e cosa faremo, no? Il discorso della sicurezza sicuramente è al primo posto, perché stiamo formando gli autisti, stiamo formando il nostro personale, abbiamo impiegato delle guardie private nei vari servizi, stiamo acquistando, abbiamo appena approvato un piano economico finanziario di 9 anni, prevede un acquisto di 260 nuovi autobus, stiamo investendo in infrastrutture, quindi tutto quello che possiamo fare lo stiamo facendo. Siamo in contatto con tantissime amministrazioni comunali, perché credo che il contatto con i sindaci e le amministrazioni comunali sia importante anche per dirimere alcune situazioni e alcune aree particolari. Lo stiamo facendo e lo continueremo ancora. Grazie a Giacomo Coladon, Presidente MOB Mobilità di Marca, di essere stato con noi. Speriamo che le cose migliorino. Sindaco, come ci saluta? Beh, intanto ringraziando per l'opportunità di essere in trasmissione, ricordando che abbiamo parlato di temi molto, molto delicati e non sono d'accordo sul fatto della punizione, come diceva l'ultimo Livio da Padova, perché bisogna assolutamente rieducare, cioè, credo che è quello il nostro compito. Giusta. Certo, sicuramente bisogna che vengano ripagati i danni, bisogna, come abbiamo detto prima, trovare una forma e un sistema, perché non possiamo riempire le carceri, che fra l'altro non abbiamo, perché su tutto il ragionamento che è stato fatto oggi forse il grosso problema è che le carceri sono sovraffollate, ed è per questo che molti delinquenti vengono il prima possibile lasciati andare fuori, perché anche il caso di anche il caso di Trevignano non sono stati fermati perché non c'era posto. Non è che questo così funziona. Grazie anche a Franco Bonesso, sindaco di Trevignano, secondo mandato civica, e adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Bene. Gamberoni all'arancia. In Italia e sulle coste dell'Africa settentrionale sono numerose le testimonianze della presenza e dell'importanza, sin dall'epoca preromana, dei crostacei. Ingredienti per 4 persone: 400 grammi di code di gamberoni, una cipolla piccola, il succo di un'arancia, olio extravergine di oliva, sale, pepe. Lavate i gamberoni, sbollentateli per pochi minuti. Emulsionate bene il succo di arancia con un po' d'olio, un pizzico di sale e un pizzico di pepe. Poi privateli delle teste. Ungete una pirofila. Mettete i gamberoni. La cipolla tagliata a fettine sottili.
tradizionale, versate il succo d'arancia sui gamberoni e cuocete in forno caldo per 10 minuti a 200 gradi. Servite e buon appetito!